Bene, apro i lavori di questa giornata, di questa tavola rotonda organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dall'Osservatorio regionale antimafia, dal titolo Il diritto sanzionatorio del lavoro per la promozione della legalità, strategie tecniche e problemi di effettività. Do subito la parola alla padrona di casa, la direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Silvia Bolognini. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. È un piacere per me portare i saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche in questa tavola rotonda. Devo ringraziare la professoressa Valeria Filì per averla organizzata. Come ho avuto modo anche di affermare nel comunicato stampa che abbiamo fatto, questa iniziativa incarna pienamente l'impronta che io vorrei dare al Dipartimento durante il mio mandato, cioè l'obiettivo proprio di organizzare degli incontri che valorizzino la funzione sociale degli studi giuridici, che prevedano il coinvolgimento di esperti, ma anche che valorizzino il lavoro dei giovani, perché oggi presentiamo il lavoro monografico di Gianluca Picco che io sto leggendo e che mi pare molto ben strutturato, per cui complimenti anche a Gianluca, che poi avrà modo, da quanto visto, anche di intervenire. Ringrazio tutti, ringrazio molto anche Barbara Clama, la Presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, con la quale abbiamo in programma diverse iniziative. Diciamo che in questo anche il Gineceo lo chiamo delle lavoriste, perché sono molto agguerrite, ci dà una mano, organizza molte cose, per cui non posso che essere contenta, e quindi auguro a tutti buon lavoro, un buon proseguimento proprio della giornata, e spero che questa tavola rotonda sia veramente ricca di spunti e di riflessioni. Grazie. Grazie direttrice. Passo la parola alla Presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, l'Avvocata Barbara Clama. Grazie Valeria. Anche per parte mia porto i saluti di tutti i componenti dell'Osservatorio regionale antimafia e voglio approfittare per ricordare che questo è il terzo incontro che organizziamo grazie alla collaborazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche insieme con l'Osservatorio. La firma dell'accordo quadro tra l'Università, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine e il Consiglio regionale è stato firmato lo scorso anno proprio con l'intento di realizzare delle iniziative comuni insieme all'università per portare all'università e approfondire con gli studenti i temi del contrasto al fenomeno mafioso, per approfondire insieme a tutti gli studenti la conoscenza di questi fenomeni e trovare il modo migliore per contrastarli. La tavola rotonda di oggi, che organizziamo grazie alla preziosa collaborazione della professoressa Valeria Filì, nasce proprio dalla pregiatissima, interessantissima pubblicazione dell'avvocato Gianluca Picco, che ha fatto davvero un lavoro molto interessante, sottolineando nella sua opera vari aspetti, da quelli amministrativi a quelli penali, e trattando il tema dell'effettività delle sanzioni che il nostro organismo, il nostro ordinamento propone. Lo sfruttamento lavorativo, il caporalato sono temi di grande interesse per l'Osservatorio regionale antimafia. Lo dicono le cronache, in molte regioni d'Italia questi fenomeni sono di competenza, è sbagliato dire di competenza, questi fenomeni spesso vengono posti in essere, questi reati vengono posti in essere da affiliati alla criminalità organizzata. Già nel 2023 abbiamo voluto approfondire a livello regionale il tema dello sfruttamento lavorativo e del caporalato nella nostra regione. Abbiamo potuto farlo proprio con alcuni dei relatori che oggi parleranno anche a voi. Abbiamo deciso di estendere l'iniziativa anche agli avvocati, ai consulenti del lavoro e ai dottori commercialisti, proprio perché riteniamo che l'opera di Gianluca Picco e soprattutto questa tavola rotonda possa suscitare l'interesse anche delle varie categorie professionali. Per cui vi ringrazio per la vostra presenza e per la presentazione. Passo la parola al vicepresidente. Continuiamo i saluti ancora? Continuiamo i saluti, perdonatemi, non sono ancora abile nella gestione del tavolo. Passo di nuovo la parola alla professoressa Filì. Grazie, nessun problema. Ovviamente poi ascolteremo la presentazione
del vicepresidente, ma dobbiamo continuare i saluti perché il lavoro di squadra è fondamentale, cioè nessuno vince da solo, si lavora sempre in team, e quindi passo la parola al caro collega, il professor Paolo Cuomo, che è il delegato ai tirocini e che ha collaborato in maniera molto risoluta e attiva all'organizzazione di questo evento. A te, Paolo. Grazie Valeria, buongiorno a tutti. Come si vede, ovviamente io non faccio parte del Gineceo, non essendo una Biunè, diciamo così, per evidenti ragioni, però ho provato a dare una mano nei limiti delle mie possibilità all'organizzazione di questo evento. Mi limito solamente a due brevi riflessioni. La prima per sottolineare come questo evento interpreti appieno lo spirito dell'accordo che abbiamo stipulato con l'Osservatorio regionale antimafia, perché è evidente che il diritto sanzionatorio del lavoro è un tema fondamentale dal punto di vista della lotta alla criminalità organizzata e della promozione della legalità. L'altra osservazione che vorrei fare è che un evento come quello di oggi, che pure ha un taglio giuslavoristico e penalistico o parapenalistico, in realtà è un tema che interessa, secondo me, non solo chi si occupa dell'applicazione delle sanzioni, vedo tante autorità qui presenti oggi autorevolmente rappresentate, ma anche per chi si occupa di imprese, gestione delle imprese e organizzazione delle imprese. Non solo perché evidentemente la cultura della legalità, quando si tratta di tutela del lavoro, deve nascere all'interno delle imprese, ma anche perché è evidente il nesso tra prevenzione dei reati previsti dal diritto sanzionatorio del lavoro e modelli organizzativi dell'impresa, no? Penso al decreto legislativo 81 del 2008, alla 231 del 2008, ma anche alle ricadute che questi istituti potrebbero avere sui principi del diritto societario, ad esempio. Temi che forse varrebbe la pena di studiare maggiormente e che, con questo chiudo, noto che nella monografia di Gianluca Picco vengono in qualche misura accennati. C'è un paragrafo in particolare dedicato al rapporto tra prevenzione dei reati e modelli 231. Quindi ringrazio davvero la professoressa Filì per aver organizzato questo evento e attraverso la Presidente Clama anche l'Osservatorio, e auguro a tutti buon convegno. Grazie. Grazie Paolo, ma devo dire che più che un gineceo francamente è un matriarcato in cui abbiamo in realtà anche collaboratori come Gianluca Picco, Fulvio Cucchisi ed altri che appartengono all'altro genere. E proprio parlando di matriarcato io passo la parola alla maestra, la professoressa Marina Brollo, che è la nostra coordinatrice del dottorato. Grazie. E a mia volta anch'io mi complimento per questo trio di super donne, la nostra direttrice del Dipartimento che appunto compie 30 anni ed è da anni saldamente guidato al femminile, la presidente di questo organismo che ha come acronimo lo Ora, cioè che ricorda un famoso giornale palermitano che è stato in prima linea nel combattere la mafia. Quindi abbiamo proprio un simbolo molto importante di comunicazione, di informazione e di formazione. E poi la professoressa Filì, che ovviamente è l'organizzatrice principale di questo evento e che ha anche un ruolo molto importante a livello scientifico nazionale, perché è anche la PI, la coordinatrice del PRIN, del progetto di ricerca di interesse nazionale, che non è facile vincerli, e che ci permettono, una volta vinti, di avere dei fondi per finanziare il lavoro di ricerca dei nostri giovani. Quindi c'è tutto un circuito di lavori che facciamo. Ringrazio anche per avermi permesso di essere qui la prima volta nella veste di coordinatrice del dottorato di ricerca che noi abbiamo, un dottorato interateneo con l'Università di Trieste e l'Università di Udine, dottorato che in questo momento vede in aula, nei 3 cicli di corso che sono attivi, ben 30 dottorandi, cioè è stato un periodo fortunato in cui grazie ai fondi esterni del PNR abbiamo questa numerosità di dottorandi. Poi cominceremo a batter cassa sul territorio per avere delle ulteriori collaborazioni, quindi avvisiamo. È importantissimo il dottorato perché appunto
oggi lo vediamo, ci permette poi di mostrare, di mettere in vetrina i prodotti del nostro dottorato, e il dottor avvocato Gianluca Picco è uno dei nostri prodotti di eccellenza, quindi è davvero un orgoglio, una soddisfazione essere qua oggi a presentare il suo lavoro, perché è un modo per far vedere quello che noi facciamo facendo lavorare i giovani. Ultima battuta, soprattutto mi fa piacere essere qua a parlare di legalità in giornate in cui ci rendiamo conto che la legalità del lavoro è un problema di grandissima attualità, perché ci troviamo di fronte, nonostante i dati entusiasmanti dell'aumento dell'occupazione, ma le analisi più raffinate ci raccontano che abbiamo un lavoro che è sempre più a rischio. Ieri abbiamo avuto anche la notizia del morto anche su Pordenone, un giovane che ha l'età dei nostri giovani che sono qui nelle aule, un lavoro che è sempre più povero, siamo i peggiori in Europa, e un lavoro che è sempre più illegale, come voi potrete dimostrare oggi. Grazie e buon lavoro. Grazie Marina. E adesso passo la parola all'avvocato Raffaele Conte, che è il vicepresidente dell'Osservatorio regionale antimafia. Prego, avvocato. Mi pare giusto. Così scherzando adesso, per introdurre, a proposito di matriarcato e patriarcato, io faccio parte del Rotary Club Udine Patriarcato, no? E io dico ai miei soci, forse sarà il caso di cambiare la denominazione, ho detto, perché qua non è proprio il massimo. Di che cosa stiamo parlando? Ecco, io volevo incentrare questa mia introduzione su quelli che sono i dati fattuali sugli infortuni e sulle morti del lavoro. E parto da un qualcosa che non riuscì a dire anni fa, il dottor De Nicola era presente, quando venni chiamato a commentare la sentenza a ThyssenKrupp proprio all'università, ecco. Siccome fui l'ultimo e quindi dovetti un pochettino accorciare i tempi, uno degli aspetti che mi aveva maggiormente colpito di questa sentenza lo elisi. L'aspetto era questo, che voi sapete il processo ThyssenKrupp, che è un processo fondamentale, una sentenza straordinaria fatta dal consigliere Rocco Blaiotta, parlava di questo incidente mortale in cui perirono 7 operai della ThyssenKrupp e a seguito della quale ci fu questa sentenza delle sezioni unite, la 38.343, non mi ricordo mai il numero, che stabilì dei principi fondamentali, soprattutto nella distinzione fra la colpa cosciente e il dolo eventuale. Una delle cose che mi colpì e che non riuscii a dire fu che in questo procedimento, successivamente alla morte di questi 7 operai, intervenne ovviamente l'ispettorato per il lavoro che riscontrò 116 violazioni della normativa sul lavoro mai sanzionate e riscontrate in precedenza. Ecco, questo un dato straordinario in relazione a una vicenda tragica, una delle più tragiche che ci siano state mai in Italia a proposito di infortuni sul lavoro. L'anno scorso abbiamo avuto 7 morti anche per il fatto di Suviana, quindi dell'esplosione nella centrale idroelettrica della diga di Suviana. Questo ci dice qualcosa di importante, che è un po' diciamo qua uno dei 3 aspetti, anzi direi, del libro del collega Picco, no? Ovvero sia il fatto, io mi sono posto varie volte il problema del perché continuino a esserci centinaia e centinaia di morti per infortuni sul lavoro. Quando accadono se ne parla, si dice bisogna fare qualcosa, e però i morti continuano a esserci regolarmente. Secondo le statistiche, sono andato su più banche dati, l'Osservatorio di Bologna sui morti sul lavoro ci dice che l'anno scorso ci sono stati 1481 morti, 1481, di cui 1055 sui luoghi di lavoro e 426 in itinere, cioè degli operai che si recavano a lavorare.
Cioè 1481, cioè, è un dato devastante, perché la morte di 1481 persone che vanno a lavorare significa, a parte i giovani come Daniel Tala che è morto per quella scheggia proprio ieri, significa che tante famiglie perdono i punti di riferimento economici, che soffrono non solo per la morte del loro congiunto, ma soffrono anche per le conseguenze economiche che questo determina sulla famiglia stessa. E sono cose, mi sono sempre domandato, io ho fatto processi per infortuni sul lavoro, ne ho fatti come difensore, ne ho fatti anche come patrono di parte civile, e mi sono sempre domandato del perché si continui, nonostante il passare del tempo, a verificare tutte queste morti. In realtà non posso dire, per la mia esperienza giuridica, che le norme che regolano le varie attività lavorative siano insufficienti. Anzi, io ho sempre trovato che le varie norme che regolano le attività lavorative in realtà siano piuttosto precise, siano piuttosto efficaci nella loro formulazione. E quello che l'amico Gianluca Picco rileva è che secondo me c'è, e lo dice chiaramente il fatto della sentenza ThyssenKrupp, non dico che avrei imputato per omicidio colposo plurimo, per violazione del 40 secondo comma del codice penale, gli organi di ispettorato del lavoro, perché 116 violazione così macroscopico che non averne individuate lascia pensare a un, fra virgolette, potrebbe anche non essere un certo lassismo, no? O una certa preferenza visto nei confronti di una ditta particolarmente potente e importante in quel di Torino. Ma effettivamente lo stesso Gianluca Picco ce lo dice nel libro, c'è un grandissimo problema che riguarda l'ispettorato del lavoro. Sono pochi, non sono distribuiti bene sul territorio, le imprese da valutare sono tante e quindi c'è un reale problema di controllo. A mio avviso, il problema principale è proprio questo. Se si verificano questi fatti non è perché le norme sono carenti, ma perché purtroppo c'è una difficoltà, per non dire un'impossibilità di controllo di tutte le aziende che operano sul territorio, che rende di fatto impossibile frenare questo fenomeno. Lo dice anche Gianluca quando a un certo punto dice che tante aziende giocano sul rischio effetti-benefici, no? Cioè dici mi conviene spendere i soldi per mettermi a norma rispetto a quelle che sono le norme che regolano il mio settore, o invece preferisco non spendere e investirli, ma diciamo così, nella produzione, nella commercializzazione. Succede anche questo, ma succede questo perché purtroppo c'è una difficoltà di controllo, no? E quando c'è una difficoltà di controllo se ne approfitta. Io ho letto che la maggior parte il rischio maggiore riguarda gli ultra 65enni, no? C'è un rischio interessante, la maggior parte del rischio più grosso incorre sugli ultra 65enni, ma il maggior numero di morti ci sono nella categoria che va dai 54 ai 65 anni, no? Quindi questo è già un dato importante, perché ci dice che quelle persone che hanno una maggior diciamo così, attività di servizio lavorativa sono in realtà quelle che corrono il maggior numero di rischi. Come ci dice anche che i lavoratori stranieri muoiono circa 3 volte, facendo il riferimento al numero di impiegati per il milione, muoiono 3 volte di più rispetto agli italiani, 74,7 su 1 milione per quanto riguarda i lavoratori stranieri, il 27,2 sul milione per l'incidenza per quanto riguarda i lavoratori italiani. E anche questo è un altro dato che ci riguarda soprattutto anche noi dell'Osservatorio regionale antimafia, perché spesso questi lavoratori sono lavoratori in nero, sono lavoratori sottopagati, sono lavoratori che non compaiono da nessuna parte se non quando muoiono. Vi ricordate il fatto di Latina, di quel poveretto che è stato abbandonato col braccio tagliato in un fosso per non portarlo in ospedale? Quindi questo è un altro dato da cui tener molto conto. Sono in aumento le morti dei giovani. Ecco, siamo all'università,
ma le morti dei giovani sono aumentate molto, di molto. Io ho letto la relazione dell'INAIL e la relazione dell'INAIL ci dice che gli infortuni denunciati per coloro che, per gli studenti, sono circa il 13% del totale degli infortuni che sono stati denunciati nel 2024 e sono morti ben 13 studenti nel 2024, che è un numero a mio modestissimo avviso impressionante. Ecco, quindi anche questo è un altro elemento da tener conto, no? Quindi i lavoratori anziani, i più anziani che dovrebbero essere anche i più esperti, i lavoratori stranieri, gli studenti. Ecco, secondo me io sono un po' un patito delle statistiche, no? E le statistiche però raccontano la realtà, non sono qualcosa che è avulso dalla realtà e secondo me bisognerebbe basarsi molto sulle statistiche per poi trovare le contromisure. Il collega ha parlato di ineffettività del sistema penale. Giustamente ha parlato del panpenalismo, no? Ha citato Sgubbi sul diritto penale totale. Ecco, io sono perfettamente d'accordo. Questa è una società, ma soprattutto una politica, che pensa di risolvere i problemi aumentando le pene e creando nuovi reati. Soprattutto non capisce che quando i fenomeni sono in realtà dei fenomeni sociali, non è istituendo le pene o aumentando le pene o istituendo nuovi reati che lo risolvi, dovevi fare qualcosa come campagna sociale, ecco, e quindi anche sul lavoro. Noi abbiamo fatto quel lavoro sul caporalato che ci dice qualcosa di importante, perché ci dice giustamente Gianluca Picco, ci sono tantissime, si è creata una pletora di norme penali, ci si è accorti che poi questo tutto sommato era un errore, perché questo portava al rallentamento dei processi, portava a una confusione anche negli operatori del settore, si è tornati indietro con la depenalizzazione che talvolta è addirittura, come giustamente dici tu, è più pesante la sanzione amministrativa di quella penale, e secondo me giustamente, cita giustamente la diversità. La sanzione amministrativa colpisce subito, colpisce velocemente, perché ovviamente non c'è un processo alle spalle, c'è un'attività degli organi di polizia che accertano la violazione, irrogano la sanzione, puoi fare ricorso, ma la sanzione è immediatamente applicabile e quindi tu devi pagarla subito rispetto a un processo penale che noi sappiamo, viene citato anche da Gianluca, in Europa noi siamo bastonati da questo punto di vista. E se voi andate a leggere la relazione magistrale della mia Presidente di quest'anno, troverete alla pagina 14, proprio in relazione all'articolo 603 bis, ho perso tempo perché sono andato a stamparmela in studio, sono arrivato un po' in ritardo, sono andato a stamparmela in studio, troverete alla pagina 14 quello che è 13 in fondo e 14 tutta la pagina, troverete lo stato dell'arte in relazione al caporalato nella regione Friuli Venezia Giulia, dove si parla quasi soltanto ed esclusivamente di sanzioni amministrative, perché abbiamo accertato che c'è un solo procedimento penale per i 603 bis nel 2024 nel Friuli Venezia Giulia, uno solo, che mi pare un pochettino non bene, ecco. Non bene, uno solo che è stato irrogata la condanna dal Tribunale di Gorizia ed è stata attualmente pendente davanti alla Corte d'Appello di Trieste. Ecco, quindi questo ci dice giustamente, come dice Gianluca, che forse la sanzione amministrativa, oggi come oggi, ha forse più deterrente per certi versi, specie se pesante, rispetto a quella che è la sanzione dalla sanzione penale. Ecco, quindi io ho apprezzato molto il libro. Una sola cosa, da penalista puro quale sono, quando dice le garanzie del processo penale, fra virgolette, eccessive, punto interrogativo, qui naturalmente il penalista dissente da questo. Ecco. Comunque il libro è estremamente interessante, io l'ho guardato soprattutto dalla parte ovviamente che mi riguarda, appunto da penalista, è estremamente interessante e io
forse questa prolusione, forse un po' lunga, sono in attesa di sentire coloro che ne parleranno più diffusamente di me. Ringrazio e passo la parola a chi viene dopo di me. Grazie. Grazie all'Avvocato Conte. Allora chiedo il cambio di tavolo adesso, così libero i colleghi. La Presidente resta vicino a me? Sì, grazie. Iniziamo con la vera e propria tavola rotonda, perché abbiamo voluto creare questo evento e il libro di Gianluca Picco è soltanto il pretesto per parlare di problemi, e abbiamo invitato una serie di esperti. Io innanzitutto però devo ringraziare molto il Dipartimento di Scienze Giuridiche, quindi la direttrice, la professoressa Bolognini, il collega Cuomo che avete sentito prima e tutta la segreteria del Dipartimento di Scienze Giuridiche e la dottoressa Valentina Marini che ci ha concretamente aiutato nell'organizzazione. Ringrazio molto anche l'osservatorio, personalmente, l'osservatorio regionale antimafia, nella persona della Presidente, l'avvocata Barbara Clama, e di tutti i consiglieri che hanno e i componenti che hanno aderito entusiasticamente all'iniziativa. Un ringraziamento va anche alla segreteria organizzativa composta dai giovani studiosi del nostro Dipartimento, quindi ringrazio moltissimo Claudia Carchio, Caterina Mazzanti, Michela Turoldo, Fulvio Cucchisi, Luca Baron e Gerardo Minicucci. Abbiamo messo insieme i giovani studiosi del gruppo, una parte del gruppo del laboratorio lavoro e dei collaboratori del collega professor Amati. E devo quindi ringraziare tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa, in primis il collega, il professore Enrico Amati, che ha la cattedra di diritto penale in questo dipartimento, e abbiamo, insomma, il diritto penale, pur essendo stato dato un taglio inizialmente lavoristico, entra, e infatti il lavoro di Gianluca Picco è un lavoro, diciamo, pure interdisciplinare. Il colonnello Davide Cardia, che è comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, che ringrazio molto, so che lei collabora molto anche ormai con l'osservatorio, e la sua esperienza, le sue competenze ci sono molto utili, quindi ripeto, il lavoro di Gianluca è soltanto il pretesto per parlare di problemi di cui l'Osservatorio regionale antimafia ormai si sta facendo ampiamente carico, in quella logica, dicevamo, anticipata dall'avvocato Conte, che non può essere soltanto sanzionatoria ma deve essere culturale, quindi ecco la sinergia tra l'osservatorio e l'università. Il dottor Antonio De Nicolo, ex procuratore della Repubblica di Trieste, anche lui ormai collaboratore dell'osservatorio, che porterà la sua esperienza pluriennale e ovviamente tutti i casi che ha affrontato nel ruolo importante che ha ricoperto. Il dottor Pierpaolo Guaglione, che è il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste Gorizia e che anche lui collabora con l'Osservatorio Regionale Antimafia in una serie di attività, e quindi che è stato molto volentieri coinvolto in questa iniziativa, perché l'Ispettorato, vedremo, proprio è una delle istituzioni cruciali per affrontare questi fenomeni. E poi il mio allievo, l'avvocato Gianluca Picco, la presentazione della professoressa Brollo è più che sufficiente, diciamo che fa parte del nostro bacino di giovani che cerchiamo di tirar su e cerchiamo di appassionare al mondo della ricerca scientifica. Quindi per noi referenti scientifici, non dico maestri e maestre perché forse è troppo, ma referenti scientifici, tutor dei giovani, è bello trasmettere il mestiere, no? Come in tutti i mestieri è bello la trasmissione del mestiere. Trasmissione del mestiere che significa trasmettere un metodo, trasmettere una passione, perché questo è il nostro mestiere. Lo dico perché in aula ci sono tanti studenti e studentesse, laureandi e laureande. Il mestiere è quello della ricerca, quindi è quello della ricerca scientifica, il mestiere poi è quello della didattica, che significa tradurre e semplificare anche, ma insomma cercare di divulgare i risultati delle ricerche nelle aule, quindi con la vera e propria didattica, ma anche in quella che chiamiamo terza missione dell'università, cioè la disseminazione scientifica, la divulgazione scientifica. Il metodo anche che viene trasmesso, perché scrivere un libro non è una cosa semplice se il libro deve essere un libro scientifico. E devo dire, i nostri collaboratori e collaboratrici si sono tutti cimentati in tutta una serie di pubblicazioni, tra cui anche le varie monografie, anche delle mie allieve. E il metodo scientifico significa porsi delle domande
cercare di dare delle risposte con un metodo induttivo o deduttivo a seconda del tipo di ragionamento, non pretendere di trovare la verità, avere dubbi e sollevare dubbi. Cioè il percorso di ricerca, il nostro mestiere non è quello di diffondere la verità, che sappiamo che non esiste, ma è proprio quella di cercare di raggiungere un obiettivo, una meta, evitando i bias cognitivi, cioè i pregiudizi che molto spesso anche nel percorso di un ricercatore e di una ricercatrice ci sono e che possono poi distogliere dall'obiettivo finale, e cercare quindi di alimentare questa desiderio di conoscenza anche interdisciplinare, quindi mettendo insieme più saperi, in una strada che è una strada necessariamente sempre in salita. Com'è una strada in salita anche questa del lavoro del mio allievo Gianluca Picco, perché è vero che la monografia dal punto di vista personale, cioè di colui che l'ha scritto, è un punto di arrivo, in realtà diventa un punto di partenza, perché nel momento in cui uno scrive qualcosa, crea qualcosa di altro da sé ed è suscettibile di critiche. Siamo tutti criticabili, quindi nel momento in cui io mi libero, no, di un'idea, riesco a raggiungere un percorso logico-argomentativo in cui voglio dire qualcosa, mi espongo necessariamente delle critiche, infatti siamo qui per quello, per cui non fate soltanto i complimenti, no? Cioè diciamo è il pretesto per ragionare di qualcosa, ma è l'idea che appunto è un percorso in salita. Il titolo di questo volume, Il diritto sanzionatorio del lavoro, un titolo su cui abbiamo molto ragionato, un titolo complesso, anche abbastanza ampio, che poi secondo me è esemplificato in questa immagine che ho scelto io, che è un'immagine della giustizia non bendata e con la spada alzata. Perché questo è il diritto sanzionatorio del lavoro. Una giustizia non bendata non vuol dire che deve avere bias o pregiudizi, però una giustizia che guarda, che si sveglia sulle cose. Infatti vedremo che purtroppo a volte ci sono delle cecità o dei punti in cui purtroppo la giustizia non arriva e la domanda è perché non arriva. È una giustizia che ha la bilancia, appunto, perché deve ponderare quello che fa, ma la spada alzata, è il potere sanzionatorio. Necessariamente una materia interdisciplinare, quindi il taglio, la matrice nasce lavoristica, ma diventa un lavoro interdisciplinare in cui si affrontano tutta una serie di problematiche e questo lavoro di ricerca, l'ha detto prima la professoressa Brollo, rientra in un progetto di ricerca nazionale, cosiddetti PRIN, in questo caso un PRIN che io ho vinto nel 2020, che si sta portando a compimento, una ricerca di interesse nazionale finanziata dal Ministero dell'Università, il cui acronimo è Livable. Quindi questo per far capire che anche questo lavoro di ricerca è un lavoro di ricerca che dura anni, una monografia non si scrive in poco tempo, ma è un lavoro di ricerca anche che mette insieme più persone e infatti il gruppo di ricerca del PRIN Livable è un gruppo che coinvolge l'Università di Udine, io sono la principal investigator, che poi tradotto in italiano significa la responsabile scientifica del progetto, perché a volte parliamo con degli slang tutti nostri, ma ci sono anche l'Università di Bari, l'Università di Macerata, l'Università di Modena e Reggio Emilia, quindi una sinergia. Adesso io segnalo, ecco, vi dico come intendo organizzare la tavola rotonda. Ci sarà una breve introduzione di Gianluca Picco che esporrà le tesi portanti, un po' le varie diciamo, i fili conduttori che tessono la rete essenziale della monografia e poi invece ci scateneremo con le domande rivolte ai nostri illustri ospiti. Quindi adesso Gianluca ti cedo la parola. Eccoci, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, prima di entrare nella illustrazione del libro, volevo anch'io unirmi ai ringraziamenti, ringraziare il Dipartimento di Scienze Giuridiche e l'Osservatorio Antimafia, nella persona dell'avvocata Barbara Crama, per aver pensato e organizzato questo evento, che tratta una tematica attuale, lo leggiamo anche nelle ultime cronache giornalistiche regionali. Volevo ringraziare i relatori che hanno aderito all'invito di venire qua a discutere del mio lavoro, magari anche a criticarlo.
Volevo ringraziare tutti i presenti, dagli studenti ai colleghi e a qualche amico che vedo. Da ultimo, un ringraziamento in questa giornata di grande emozione, devo farlo, uso il termine maestra, alla maestra Valeria Filì, che mi ha guidato in tutto questo percorso, che oltre ad aver organizzato questo evento, mi ha guidato nel mio percorso accademico e nella scrittura di questo libro. Quindi grazie a tutti. Entrando nel dettaglio del lavoro, si può dire che il libro sia ispirato dal decreto legge 19/2024, convertito poi nella legge 56/2024, che è andato a toccare in maniera prepotente due aspetti fondamentali del diritto sanzionatorio del lavoro. Il primo aspetto è l'assetto istituzionale ispettivo, che va a portare a compimento 20 anni di riforme, partite col decreto legislativo 124/2004, dove si prende atto che c'è un problema cronico in Italia, il problema della inefficienza, inefficacia delle ispezioni, perché ci sono troppi enti competenti in materia di lavoro, mal coordinati tra di loro. E allora si arriva al 2015 dove il decreto legislativo 149 fa una scelta fondamentale, drastica. Va a creare un'agenzia unica, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'idea di accorpare sotto un unico tetto più anime ispettive diverse, gli ispettori ex ministeriali, gli ispettori dell'INAIL e gli ispettori dell'INPS. La scelta di agenzia unica, però, l'idea del super ispettore competente in ogni materia non è mai decollata. In primis perché, come solito in Italia, nelle riforme si fanno sempre a costo zero, non si mette mai soldi. In secondo luogo, proprio perché si è cercato di mettere vicino anime diverse, di diversa provenienza. Il fatto che non sia mai decollata lo dicono i dati, perché anch'io come il collega Raffaele sono molto amante dei dati, delle statistiche. Ho preso a comparazione i dati delle ispezioni del 2018, ho lasciato volutamente stare il 2017 perché lo posso considerare come il primo anno di rodaggio dell'ispettorato, e quindi ho confrontato il 2018 col 2023. Nonostante ci sia stato un aumento degli ispettori, un aumento degli organico degli ispettori, se nel 2018 un ispettore in media faceva 32 ispezioni all'anno, nel 2023 ne ha fatte 16. Quindi l'idea, lo dicono i dati dell'agenzia unica, è fallita. Il legislatore del 2024 prende atto di questi dati fallimentari e cambia direzione. Rimette le lancette indietro dell'orologio di almeno 10 anni. Scorpora di nuovo dall'ispettorato le anime ispettive di INPS e di INAIL, le riporta ai loro enti di provenienza, che riacquistano autonomia ispettiva, pur lasciando l'ispettorato comunque un ruolo di coordinamento. Una decisione che quindi cambia la rotta del legislatore del 2015. Sarà oggi interessante discutere con due esperti, chi meglio del dottor Guaglione o anche del colonnello Cardia, cosa non sia funzionato nell'idea di agenzia unica, se è stata attuata male o se è l'idea fallimentare di partenza, cosa non funziona tuttora in termini di coordinamento tra gli enti, tra la Guardia di Finanza e tra l'ispettorato. Se si poteva fare qualcosa di più, qualcosa di diverso, magari investire sulla formazione, sulla condivisione delle banche dati senza gelosia tra i vari enti. Quindi sarà interessante discuterne dopo e sentire la loro opinione in merito. L'altro aspetto fondamentale su cui è intervenuto il decreto legge 19/2024 è quello dell'approccio sanzionatorio. Siamo il giorno dopo di alcuni tragici infortuni sul lavoro che hanno avuto un grande impatto mass mediatico e il legislatore deve fare qualcosa. Cosa fa? Invece di investire sulla prevenzione, sulla promozione della cultura della legalità, sull'apparato ispettivo, invece di
mettere soldi su questi profili, decide di cambiare approccio sanzionatorio. Decide di tornare nel mondo delle sanzioni penali. Vede che nel mondo delle esternalizzazioni si annida la frequente patologia degli infortuni sul lavoro e lì torna a utilizzare la sanzione penale. Anche qui si fa un'inversione di rotta rispetto a una tendenza ventennale del nostro ordinamento, che era una tendenza depenalizzatoria. Negli ultimi 20 anni il nostro ordinamento, a partire dalla legge 689 del 81 e poi arrivati a compimento col decreto legislativo 8 del 2016, è andato a depenalizzare i reati in materia di lavoro. Invece nel 2024, l'anno scorso, il legislatore ritorna a cambiare rotta e si inserisce sul solco del cosiddetto diritto penale simbolico, frutto del populismo penale, argomento molto caro al professor Amati, che ha scritto tantissimo e quindi anche oggi ci potrà dire qualcosa. Quindi, tornando alla sanzione penale, il legislatore gonfia i muscoli, getta fumo dagli occhi alla collettività, si dimostra sensibile alle vittime dei luoghi di lavoro solo utilizzando dei reati nelle forme contravvenzionali, non invece investendo sulla prevenzione. Quindi torniamo a contravvenzioni, pene lievi, che incontrano tutto un armamentario difensivo che vanno a svilire l'efficacia della pena in concreto: prescrizione, patteggiamento, sospensione condizionale della pena, sospensione del processo commesso alla prova, amnistie. E come ricordava anche il collega Conte, la sanzione penale, che è molto utilizzata nel testo unico 81/2008 in termini nella materia degli infortuni sul lavoro, porta il datore di lavoro a fare una valutazione tra costi e benefici e molte volte preferisce il rischio, il costo di una sanzione penale piuttosto dei costi di investire sulla sicurezza aziendale. Quando il legislatore è andato negli ultimi 20 anni a depenalizzare in materia di lavoro, non si può affatto dire, a mio avviso, che sia andato a arretrare l'effetto punitivo deterrente dei precetti a tutela della persona che lavora. Tutt'altro, perché la sanzione penale non è contornata da tutte quelle garanzie tipiche del diritto penale e del processo penale. La sanzione amministrativa pecuniaria, se inasprita nei suoi importi, può essere molto più incisiva sotto il profilo deterrente e punitivo. D'altronde si sa che l'italiano puoi toccare tutto, anche la fedina penale, ma non toccargli il portafoglio. Sappiamo, è vero, che la sanzione amministrativa, a differenza di quella penale, non va a incidere in modo diretto o indiretto sulla libertà personale. Sappiamo che è solo quella penale, la sanzione penale, che genera quello stigma sociale. Ma dall'altro lato, la sanzione amministrativa non può, a differenza di quelle penali, essere sospesa condizionalmente. Quindi abbiamo con la sanzione amministrativa sicuramente una risposta certa, pronta, effettiva, che non può essere sospesa. E soprattutto abbiamo nel mondo amministrativo una reazione rapida all'illecito. Non c'è un processo, non si devono applicare tutti quei vincoli, quelle garanzie classiche del processo penale e care al collega Conte, non ci sono tutte quelle limitazioni all'acquisizione della prova propria del processo penale, come il diritto al silenzio dell'imputato, e soprattutto non abbiamo quel rigore probatorio del penale, non c'è l'oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi, alla luce di quello che sto dicendo e delle riflessioni fatte, si può dire che il decreto legge 19/2024, quando ha cambiato approccio ed è andato verso la sanzione penale, può essere vista come la montagna che partorisce il topolino, con il rischio di una giustizia che trita acqua.
si torna nelle contravvenzioni facilmente oblazionabili, che possono creare poco più che un fastidio all'imprenditore. Lo diceva Smuraglia nel 78, nella gara tra il legislatore penale e l'uomo d'affari, il primo, il legislatore penale, è sempre destinato a soccombere. E quindi su queste tesi sarà interessante sentire l'opinione, il punto di vista del professor Amati e del dottor De Nicolo, che vanta un'esperienza decennale in ambito pratico del diritto penale, che potrà dirci anche di tutte le difficoltà probatorie in ambito penale e soprattutto nel mondo dei reati sul lavoro. Io a queste tesi arrivo, e vado così a concludere, mettendo a confronto due modelli sanzionatori per due condotte diverse e di diversa gravità. Mi riferisco alla maxi sanzione contro il lavoro sommerso e, dall'altra parte, al reato di cui l'articolo 603 bis del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La prima, la maxi sanzione contro il lavoro sommerso, ha natura amministrativa ed è da considerarsi la punta di diamante dell'apparato sanzionatorio giuslavoristico. Per il suo funzionamento e per le soglie economiche previste, la sua efficacia è indiscussa e tante volte viene anche accompagnata dal provvedimento altrettanto incisivo della sospensione dell'attività imprenditoriale erogato dagli ispettori. Nel mondo del lavoro sommerso, della maxi sanzione, gli ispettori giocano un ruolo principale nell'intercettare il fenomeno del sommerso, nell'accertare l'irregolarità e poi nell'andare a contestare l'illecito e a erogare la sanzione. Diverso invece è nell'ambito dell'articolo 603 bis, ossia del reato cosiddetto di caporalato. Un reato che viene introdotto nel 2011, viene successivamente modificato nel 2016, ma comunque è costruito come un delitto gigante, un delitto che vuole raccogliere tutto, vuole colpire tutto, ma poi colpisce ben poco. Perché? Innanzitutto perché è emblematico dell'insipienza legislativa nella costruzione, nella scrittura della fattispecie incriminatrice, perché il legislatore penale evita di dirci cosa bisogna intendere per sfruttamento e che cosa bisogna intendere per approfittamento dello stato di bisogno, dovendo andare a parare nella giurisprudenza civilistica. È un reato che, come vi dicevo, nonostante sia scritto come un delitto gigante, va a colpire poco, tant'è che nei primi 5 anni di vigenza abbiamo 34 procedimenti penali aperti, 12 procedimenti arrivano a dibattimento e solo 2 arrivano a condanna, oltre alle statistiche assolutamente negative della nostra regione con la nuova scrittura. Quindi sia la precedente fattispecie, la precedente formulazione della fattispecie, sia quella attuale, hanno in seno delle problematiche, perché fanno fatica ad essere applicate nei nostri tribunali, come se il caporalato fosse un fenomeno che non esiste nel nostro territorio, ma così sappiamo benissimo che non è. E quindi, sotto questo profilo, sarà importante sentire il professor Amati in merito alla fattispecie, alle problematiche di questa fattispecie incriminatrice. Sarà importante sentire il dottor Guaglione, il colonnello Cardia, nelle difficoltà di andare a raggiungere, a costruire un compendio probatorio che possa reggere in dibattimento, e sarà altrettanto importante sentire il dottor De Nicolo, che chi meglio di lui può dirci quali sono le difficoltà di portare a gol il compendio probatorio che gli viene fornito dalla polizia giudiziaria. Penso di aver messo abbastanza carne sul fuoco per questa tavola rotonda. Vi ringrazio ancora e passo la parola alla maestra Filippi. Grazie.
Grazie Gianluca, poi si vede anche dalla così l'evocazione calcistica il tuo passato da calciatore, perché cioè, qua c'è sempre un'anima da calciatore nella componente XY del Dipartimento. Allora, temi importanti, domande importanti. Io inizierei col dottor Guaglione, perché proprio il ragionamento sulla riforma del 2024, quindi sul riassetto dell'ispettorato e in generale dell'ispettorato dell'agenzia unica, ci fanno venire delle domande di vario genere, cioè si è arrivati a questo perché effettivamente ci sono state tante cose che non hanno funzionato nell'agenzia unica? Ma era proprio necessario tornare indietro riscomponendo le varie parti che si era faticosamente cercato di mettere insieme? O forse si poteva tentare, avendo intrapreso quella strada, di sistemare le cose? Ecco, queste sono le domande che vengono spontanee a chi non è dentro l'ispettorato. Le cedo la parola, dottore. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Ovviamente anch'io mi unisco ai ringraziamenti per gli organizzatori, quindi l'Università di Studi di Udine e l'Osservatorio Regionale Antimafia, e ringrazio per l'invito chiaramente, e non posso non aprire, ma già lo avevo anticipato, ma ci tengo a ribadirlo in pubblico, i complimenti all'Avvocato Picco per l'ottima monografia che ha fatto, perché l'ho letta quasi tutta e devo dire che io personalmente la consiglierei e la consiglierò a chiunque metta piede in ispettorato del lavoro, perché riesce a dare sembra quasi un libro scritto proprio per l'ispettore, nonostante ci possano essere anche delle sanissime critiche costruttive, quindi anzi è proprio... Ragione. A maggior ragione. A maggior ragione, soprattutto per quello. E poi devo dire, sembra quasi scritto da un addetto ai lavori. Io ho fatto anche i complimenti per la monografia, perché si è ispirato anche a ottimi colleghi, diciamo, che sono già dentro il sistema. Dottor e Rosei, quindi, certamente. ma venendo al punto, ovviamente la risposta, la verità non c'è, diceva prima la professoressa Fili, e né posso ovviamente dare risposte che a volte non sono note, sono nascoste nelle intenzioni legislative o politiche. Posso però fare un ragionamento aperto. L'agenzia unica, quando è nata appunto con il principale obiettivo di creare un coordinamento e una unificazione diciamo, delle attività ispettive. Perché non ha funzionato? Allora, il coordinamento secondo me ha funzionato, continua ad esserci, ed è uno degli aspetti appunto che ha resistito alla novella del 2024. Infatti l'ispettorato continuerà a mantenere il coordinamento della vigilanza. Quello che non ha funzionato è stato appunto il discorso dell'unificazione dei corpi ispettivi con INPS e INAIL. Si poteva tornare indietro, si poteva evitare? Sì, si poteva evitare. Diciamo che c'è stato un mix forse di scarsa lungimiranza e un po' di sfortuna, perché, e qui mi faccio forte del dato ufficiale obiettivo, sono andato un po' a scartabellare in quella che è la relazione tecnica appunto del disegno di legge di conversione del decreto legge che ha previsto la riapertura dei ruoli ispettivi di INPS e INAIL. Praticamente era previsto che dall'inizio ci fosse il transito, cioè quello che viene scritto è che il motivo del riscorporo è legato al fatto che non c'erano sufficienti ispezioni e sufficiente gettito a livello contributivo. Questo perché? Perché gli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro da solo non ce la fanno, e questo perché era previsto nell'iniziale disegno di legge che il budget assunzionale di INPS e INAIL transitasse in Ispettorato del Lavoro. Questo non è avvenuto, viene licenziato in poche parole dicendo no, non è avvenuto, gli enti non si sono accordati. Ecco, cosa c'è dietro questo gli enti non si sono accordati? Non lo so. Di fatto non c'è stato questo passaggio, e qui arriviamo poi all'altro punto, permettendo che di mezzo c'è stato quel pizzico di sfortuna che si chiama Covid. Sì. Che non è poco, purtroppo è stato diciamo la clausola, la classica variabile imprevedibile che ha inciso da tanti punti di vista ispettivi, ha paralizzato il paese.
Ma soprattutto, diciamo, che cosa è successo? Che c'è stata praticamente una sorta di paralisi nelle attività, nel senso che se l'agenzia unica, diceva giustamente chi mi ha preceduto, parlava del, credo l'avvocato Conte, parlava dei dati, o forse proprio l'avvocato Picco, partendo dal 2018, si parlava dei dati del 2018, perché è stato il primo anno di effettiva vita dell'ispettorato, perché sono tutte lungaggini amministrativi, disegni di legge e quant'altro. Si parte dal 2018. Non si prevede l'accordo del passaggio del budget diciamo degli ispettori dall'uno all'altro. Certo. Non ti accordi, resta un numero di ispettori nell'ispettorato che rimane basso. L'ultimo concorso di ispettori è stato fatto, se non vado errato, nel 2008. No, un attimo, prima del 2020 è stato fatto nel 2008-2010, poi c'è stata, nel 2020 ci sono state una serie di tornate, diciamo, di questi concorsi anche con formula emergenziale, e quindi c'è stata questa sorta di inflazione quasi dei concorsi, tutto in una volta, ed è questo un altro problema che cercherò di toccare rapidamente. Sì. Quindi praticamente mancavano fondamentalmente mancavano già prima, si è cercato di mettervi una pezza attraverso i concorsi, c'è stato molto sforzo nelle politiche assunzionali dell'ente, e qui arriviamo al secondo problema: costo zero e gap retributivi. Aggiungerei io, ne ho fatto già accenno all'avvocato Picco, che avrei toccato questo aspetto. Se vengono diciamo avviate una politica assunzionale a livello diffuso da parte di tutte le amministrazioni. Noi sappiamo che c'è stata una disciplina derogatoria che credo resti in vigore fino al 27, il 2027, non so se verrà o meno prorogata, ma spero di sì, perché non è che le procedure attualmente in essere stiano dando dei risultati ottimi. Io parlavo, siccome sono stato nominato presidente della commissione di concorso per ispettori tecnici, che è stato... Che fortuna! Che fortuna! E quindi parlavo con il referente Formez e ci diceva che stanno rilevando in generale, nonostante la nuova modifica che c'è stata al DPR sui concorsi nel 2023, insomma stanno facendo praticamente più sedi, concorsi tenuti in più sedi proprio per facilitare l'affluenza. Decentrati. Esattamente. Nonostante questo c'è scarsa affluenza, si parla di 40% rispetto alle domande presentate. Però questo è un punto importante, scusi. Prego. È importante perché stiamo parlando a studenti e studentesse che potenzialmente potrebbero anche fare il concorso di ispettore. Quindi la domanda, certo, magari loro si stanno ponendo, è perché c'è questa scarsa propensione verso questo mestiere. Cioè, lei adesso ha sollevato questa questione. Grazie, cercando di non dare una risposta troppo da boomer, perché credo che sia in quella fascia, non sono espertissimo, però non voglio accattivarmi nessuna antipatia a priori. Diciamo che i fatti raccontano che c'è uno scarso appeal del pubblico impiego. Perché? O meglio, differenziato anche in base alle latitudini. Se andiamo, diciamo, al centro-sud, troviamo gli organici quasi pieni. Al centro-nord questo cambia. L'appeal è bancato, nonostante venga anche canzonato simpaticamente con il posto fisso. Io vengo da Bari, quindi insomma capite benissimo a chi mi riferisco, appunto. Sicuramente c'è un problema indubbiamente di carovita, perché se devo chiudere il sillogismo a capire perché al nord no e al sud sì, le risposte possono essere mercato del lavoro diverso, opportunità diverse, e carovita. Come si possa trovare una soluzione a questo io non lo so, non ho la bacchetta magica onestamente, però sicuramente io nella mia amministrazione ho insistito molto, e appunto questo è stato il primo concorso regionalizzato, quello da ispettori tecnici. Spero si mantenga questo trend, e spero possa appunto andare a ridistribuire questa massa che non è di ispettori che non è distribuita in maniera uniforme nel territorio nazionale a livello di ispettori. Ma venendo un attimino al perché, quindi cercando di chiudere un pochettino arrivare alle conclusioni, perché non ha funzionato. Quindi secondo me, come detto, è il numero e la diffusione degli ispettori, che non possono
cioè non si può, secondo me, scarsa lungimiranza, avevo fatto questo accenno prima, è difficile immaginare con un disegno di legge di creare il superispettore, immaginarlo come superispettore, senza chiedersi, senza prevedere il contestuale, perché non c'è stata, non è transitato, cioè non solo il budget assunzionale non è passato il futuro, quello potenziale, ma neanche il presente, cioè non è che hanno preso gli ispettori INPS, INAIL e li hanno portati da noi. Sono rimasti separati. Anche fisicamente, le dice gli uffici? Soprattutto sono rimasti fisicamente. E quindi come faccio io il patrimonio esperienziale specialistico di ognuno di questi tre enti, che è molto settoriale, cioè non è che passa per osmosi se non si accompagna a questo un progetto formativo di un certo tipo. E quindi questo, unito agli altri due aspetti, Covid e diciamo, difficoltà assunzionali, si arriva un pochettino alla risposta. Un ultimo cenno lo voglio fare sul discorso del costo zero. Sì, e questo forse è un problema appunto necessario, non necessario, perché si parla sempre di spending review, di finanza pubblica bloccata, senza entrare in questi aspetti che insomma sono molto tecnici. Non c'è neanche qui una risposta, perché poi a volte si parla talvolta di costo zero in certe situazioni, in certe altre situazioni invece il costo zero sparisce magicamente. E mi riferisco anche a settori che sono molto meno delicati rispetto a quello che potrebbe essere appunto la tutela del diritto del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Diciamo che sicuramente però non aver previsto delle risorse, nonostante lo dice l'avvocato Picco giustamente, i pronunciamenti a livello comunitario, la risoluzione del Parlamento europeo prevedessero che fosse necessario, imprescindibile, un budget adeguato per questo tipo di attività, non prevederlo né a livello di, come posso dire, strutture. Noi abbiamo fatto un'ultima riforma, l'abbiamo fatta nel 2023, sono quasi passati, caspita, 2 anni, ma l'abbiamo fatta con una fatica enorme, abbiamo cercato di strutturarci con degli uffici dirigenziali generali sul territorio che prima non avevamo. Noi siamo capillarizzati su praticamente tutto il territorio, ma non siamo riusciti, ma con scarse risorse. Quindi ci siamo abbiamo creato questi uffici più strutturati sul territorio, ma necessariamente, essendoci l'imposizione della falcida del costo zero, accorpando le sedi. È una necessità di sopravvivenza. Abbiamo cercato di fare così, e questo, infatti qua non posso che fare i complimenti a qualunque dei miei colleghi, perché tutti quanti riportano dei risultati di eccellenza, nonostante si trovino tendenzialmente in un sottorganico. Faccio altri 2 passaggi. Quindi, uno, le risorse per le strutture, risorse nei differenziali retributivi. Questo è un tema che accenno, ma non perché possa o meno essere sensibile a livello politico, sindacale lo è, ma perché è un fatto perché ci sono diversi decreti attuativi, leggi e decreti attuativi quindi di secondo livello, che attuano quelli che sono i progetti di armonizzazione dei trattamenti. Quindi il legislatore ha riconosciuto un problema di trattamenti non uniformi, retributivi non uniformi tra ministeri ed enti pubblici economici. L'INL, proprio al fatto della nascita a costo zero, pur essendo tecnicamente un ente pubblico non economico, in realtà è un ministero, perché è stato previsto che nascesse con i trattamenti ministeriali, in buona sostanza. Quindi rientra appunto in questo gioco di armonizzazione, quindi è un fatto, è come è uscito proprio, adesso è stato convertito, cioè non credo che sia in via di conversione, insomma il decreto legge PA, il 25 di questo anno, prevede proprio un'altra ondata di armonizzazione, dove lì è da capire se siamo o non siamo dentro, questioni sindacali, ma se la sbrighino loro, insomma. E quindi c'è quest'altro aspetto, insomma, che non può non essere considerato, perché se io voglio creare il super ispettore e però dicono, aspetta, se vai in quello là prendi €1 in più, lì prendi €0,5 in più e lì prendi €0,5 in meno, questo è anche un dato di fatto che può fare la differenza. Un ultimo passaggio lo faccio sul discorso del fallimento sui numeri. Allora, sul discorso dei numeri io potrei non essere d'accordo, perché proprio il fatto che c'è una carenza di ispettori che abbiamo cercato di
sanare negli anni dal 2020 in poi, ma con molta difficoltà, vuoi perché andavano più al sud anziché al nord, vuoi perché in Italia è andato di fatto anche questo, si predilige sempre la logistica. Cioè, io ho riscontrato in molti colleghi che sono passati, dico passati perché sono entrati solo e poi sono usciti, quindi a volte anche a saldo negativo, nel senso che se mettiamo gli ingressi e le uscite tra diciamo cambi di amministrazione e pensionamenti, a volte diciamo, abbiamo registrato dei saldi negativi a livello di uffici. E molti mi facevano capire che quello che domina è la vicinanza logistica, diciamo, a quella che è la sede di residenza, di ultima residenza, un po' diversa da quando io sono, insomma, nella mia carriera, io mi sono fatto la mia valigia nel 2008, sono andato da Bari a Bergamo, che non è proprio dietro l'angolo, in silenzio, tutto pensavo perché la vicinanza logistica, insomma. Perché? Perché una serie di motivi, non ultimo, e spero di non essere un boomer, anche la public service motivation, quindi lo spirito di servizio e quant'altro. Questo è un dato che senz'altro si rileva, e quindi avendo fatto fatica nel riempire il contingente degli ispettori, anche quelli da nostra pianta organica che è stata aumentata, gli ispettori non erano tanti, ancor meno erano gli amministrativi. Concorsi su amministrativi, quello è un problema. E allora che cosa succedeva? Che per necessità di sopravvivenza, perché quello che di questo si parla, noi abbiamo una scopertura organica che sugli ispettori siamo intorno al 50% al momento. Sull'amministrativo non lo dico, non lo dico perché lo supera, quindi preferisco non quantificarlo, lo supera abbondantemente. E che cosa succede? Che per necessità di sopravvivenza si deve dedicare una parte di ispettori a fare le attività amministrative, certo. E quindi succede che un ruolo ispettivo che sembra sulla carta corposo in realtà produce ridotto. Meno, perché diciamo, lo so perché me ne rendo conto nelle assegnazioni che ci fanno negli obiettivi, adesso avremo gli obiettivi appunto per il nuovo 2025, di fatto siamo molto oltre quel dato dei 15, ma anche dei 30, al momento abbiamo dati molto più consistenti, quasi duplicati in concreto. Ma perché? Perché poggiano su quella che è la forza ispettiva effettiva. È un ruolo che chiaramente il dato statistico esterno non può fotografare, no. E quindi questa è una conclusione. E concludo con un brevissimo passaggio sul fatto che ci tengo a dire, insomma, con orgoglio per l'ente in cui lavoro, che il legislatore ci ha puntato sull'INL, per quanto sia stato costretto a fare questo dietro front, perché non c'era a quanto pare sufficiente ispezione e gettito a livello contributivo, perché ci ha restituito di fatto dopo 40 anni quella che è appunto la competenza in materia di sicurezza estesa praticamente a 360 gradi, e dall'altro punto di vista ha anche tentato, e ci sta riuscendo, perché insomma siamo quasi al secondo anno, a mettere piede, quindi a replicare il modello ispettorato del lavoro in Sicilia, terra diciamo non sondata prima, perché lasciata appunto alle attività, a quelle che sono le attività ispettive della regione siciliana, con la sua autonomia. Con la sua autonomia e con i suoi report statistici che, insomma, sui quali non mi pronuncio, però. Vabbè, insomma, per dire che il metodo non è che non ha funzionato, nonostante tutte queste difficoltà, costo zero, difficoltà assunzionali, ma non imputabili all'ente, ma perché è un problema di sistema, sì. Il modello INL sta funzionando, si cerca di espanderlo in questo senso, tutto qui. Scusate se mi sono un po' dilungato. No, grazie dottor Guaglione. Mi alzo anch'io. Grazie professoressa, approfitto per salutare lei e l'avvocato Picco e tramite voi tutto il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Saluto e ringrazio l'avvocato Clama e l'avvocato Conte per l'osservatorio antimafia del Friuli Venezia Giulia, che ha voluto ancora una volta sentire la testimonianza della Guardia di Finanza di Pordenone. Allora, forse Pordenone in questo è un po' una voce fuori dal coro. Perché? Perché il tema del caporalato e dello sfruttamento del lavoro è stato portato all'attenzione della prefettura, cosa che in altre realtà d'Italia non è accaduto. Il prefetto Lione, che attualmente tra l'altro è il prefetto di Udine, quindi da un anno e mezzo, persona di grande sensibilità, ha compreso che la provincia di Pordenone, il Friuli occidentale, aveva una criticità, che era quello dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Ed ha quindi deciso di mettere, ovviamente d'intesa d'accordo con me e con le altre realtà ispettive del territorio, tutti intorno a un tavolo. Ci siamo riusciti, abbiamo creato questo tavolo interistituzionale, che in teoria doveva puntare proprio a questo, a creare quel coordinamento che le norme più e più volte hanno cercato di stabilire
fra enti che si occupano in linea di massima dello stesso servizio. Questo tavolo interistituzionale ha funzionato. Abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo fatto degli interventi congiunti anche assieme sul territorio, mettendo in ogni intervento un operatore delle forze di polizia, oltre alla Guardia di Finanza in questo tavolo siedono anche Polizia di Stato e Carabinieri, un ispettore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, un operatore dell'ASFO, dell'azienda sanitaria, e un funzionario dell'INPS e INAIL. Ecco, con queste due ultime amministrazioni in realtà l'interlocuzione non è stata agevolissima, ma per la cronica carenza di risorse che soffrono. Il coordinamento poteva essere un problema, in realtà, per quella che è la mia esperienza, non lo è. Un po' perché nel settore del lavoro nero c'è lavoro per tutti. È brutto dirlo, ma c'è lavoro per tutti. Sì. C'è lavoro per tutti perché i numeri che noi abbiamo registrato dal 2022 in avanti, da quando abbiamo cominciato a farla seriamente la lotta al lavoro nero nella destra tagliamento, nel Friuli occidentale, dimostrano che, a prescindere da qualunque forma di coordinamento fra noi, i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, gli ispettori del lavoro, i numeri continuano a salire. E questo cosa dice? Onestamente che c'è un serio problema culturale da parte dei datori di lavoro nel capire che lo sfruttamento del lavoratore è una cosa che non si fa, ma non perché c'è la sanzione amministrativa o quella penale di cui, da quello che ho capito, parleremo più ampiamente dopo e su cui adesso non mi soffermo, non perché c'è una sanzione amministrativa, ma perché secondo alcuni imprenditori continua a convenire il rischio della sanzione rispetto a quello che pensano di risparmiare trattando il lavoratore senza la dignità che merita. Allora, noi siamo partiti ad inizio 2022 semplicemente riorientando e ricalibrando la nostra attività sul territorio, nonostante la cronica carenza di risorse di cui anche la Guardia di Finanza soffre. Probabilmente noi suscitiamo più interesse come concorsi, quindi i nostri concorsi sono sempre pieni, i finanzieri rimangono. Ma il fascino della divisa? È il fascino della divisa. Non c'è il fascino del nord-est, perché appena possono se ne vanno, quindi rimangono d'autorità quei 2 o 3 anni, appena c'è la possibilità se ne tornano tutti quanti dalle regioni di provenienza, che non sono ovviamente il Friuli, Venezia e Giulia, anche penso la mia parlata tradisca l'origine romana. Però, nonostante la cronica carenza di risorse, ricalibrando quello che noi già facciamo sul territorio 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, ci siamo semplicemente fatti una domanda. Le persone che abbiamo davanti durante i vari controlli che facciamo istituzionalmente, dallo scontrino fiscale al canone RAI, alle verifiche fiscali, alle ispezioni antiriciclaggio, hanno un regolare rapporto d'impiego? Hanno un contratto? Questa domanda ci ha consentito a un certo punto di far esplodere dei dati. Perché non sempre il finanziere si poneva questa domanda. Quindi non sempre noi verificavamo se il nostro interlocutore era regolarmente assunto dall'azienda, dall'impresa o dalla società che in quel momento rappresentava, o se la persona fermata su strada a bordo di un mezzo commerciale fosse effettivamente assunta da quell'azienda che possedeva il mezzo. Dal 2022 i finanzieri della provincia di Pordenone si fanno queste domande e quindi i dati sono vertiginosamente saliti, con una media che purtroppo, perché non può essere un successo, arriva ad oggi. La leggo perché così anche all'avvocato Picco può servire per fare eventualmente ulteriori valutazioni. Noi siamo passati da 172 lavoratori in nero nel 2022 a 111 nel 2025, ossia da 0,47 al giorno a 1,32 al giorno nel 2025 e non è ancora finito il mese. E nonostante ci sia stato nel Friuli occidentale una ampissima opera di sensibilizzazione delle varie categorie imprenditoriali, delle associazioni. Io personalmente ne ho incontrate tantissime, con la prefettura abbiamo organizzato tanti tavoli perché uno degli obiettivi di questo tavolo di lavoro interistituzionale è stato quello di realizzare un vademecum, una piccola guida che illustrasse agli imprenditori quali erano i rischi in cui incorrevano, senza magari voler fare il compendio di quello che è il libro dell'avvocato Picco, ma abbiamo semplicemente sintetizzato le sanzioni in cui incorrono nel momento in cui assumono, hanno alle proprie dipendenze una persona irregolarmente assunta, senza contratto, con un contratto che nasconde in realtà un'altra realtà. Abbiamo presentato questo elaborato, abbiamo registrato in ogni occasione la collaborazione a parole di tutte quante le associazioni di categoria, tutte, nessuna esclusa. Faremo, diremo, organizzeremo, certo. Facciamo incontri, mi raccomando, questo modello deve rimanere a presidio di una forma di legalità che c'è solamente in Friuli occidentale, ma deve essere esportata, ma i numeri dicono il contrario. Quindi in questo la nostra attività mira a presidiare il comparto, a continuare a essere sul territorio
con una interlocuzione che con l'Ispettorato del Lavoro di Udine e Pordenone c'è sempre stata ed è strutturata, perché le sospensioni le fa l'Ispettorato. Ogni volta che noi registriamo una situazione in cui la proposta di sospensione va fatta, il contatto con l'Ispettorato è immediato e giornaliero. Con le altre amministrazioni c'è un po' meno, ma ripeto, non è necessario in questo momento storico. Anche la condivisione delle banche dati, ogni forza di polizia è più o meno gelosa delle sue. Noi siamo quelli che ne hanno di più, perché al momento registriamo una disponibilità di circa 220 banche dati, che non tutti sanno usare, quindi anche su questo ci sono delle criticità interne che stiamo cercando di risolvere. Ma quello che preme di più è cercare di far passare il messaggio culturale agli imprenditori che l'assunzione deve essere un diritto del lavoratore e il rispetto della dignità deve essere la priorità. Perché se i numeri continuano invece a dire il contrario, inevitabilmente la domanda che noi ci facciamo è: ma vale la pena continuare a lanciare questo messaggio? O forse la sanzione amministrativa non è efficace e non spaventa l'imprenditore quanto dovrebbe? Perché su questo, se posso, forse faccio già adesso un passaggio sull'efficacia delle sanzioni amministrative. Finché noi abbiamo davanti l'imprenditore strutturato, radicato sul territorio, che quindi la sanzione, la maxi sanzione la paga, allora probabilmente l'effetto deterrenza c'è e nel futuro probabilmente produrrà anche qualche effetto. Diversamente, se il nostro interlocutore è uno dei classici imprenditori senza terra, quelli che offrono servizi di supporto all'agricoltura, allora probabilmente questa persona la sera stessa chiuderà la partita IVA, non pagherà nulla, ci sarà qualcun altro che prenderà il suo posto e la sanzione amministrativa rimarrà a carta straccia, facendo il solito giro di un tentativo di ulteriore notifica e di riscossione che andrà inevitabilmente vano. Questo lo abbiamo ovviamente registrato nell'agricoltura, che è il settore che inizialmente ci ha dato, perdonatemi, più soddisfazione in termini operativi, perché la provincia di Pordenone, dopo aver fatto per tanti anni ricorso alla manodopera irregolare in agricoltura, una volta che è scattata l'offensiva della Guardia di Finanza, si è un attimo ricalibrata, un'offensiva che noi abbiamo condotto in termini veramente militari, perché abbiamo fatto attività di ricerca lavoratori in nero con gli elicotteri, con i droni. Quindi Ma è l'unico modo, credo. è stato efficace il risultato, perché inevitabilmente si sono trovati di fronte a un'organizzazione che ha messo in campo tutto quello che poteva con le strumentazioni e la tecnologia che in quel momento erano disponibili, tanto che l'agricoltura non dà più i numeri che c'erano in passato. Adesso la criticità forte la registriamo nella ristorazione. È notizia, credo sia arrivata anche nel Friuli centrale di 3 settimane fa, i 33 lavoratori in nero trovati nei ristoranti cinesi della provincia di Pordenone, in un'unica serata. A dimostrazione che il settore della ristorazione in questo momento fa la parte del leone, perché i rapporti vengono mascherati da contratti che nascondono la realtà, che anziché le 3, 4, 5 ore indicate, ovviamente presuppongono poi un impiego eccessivamente prolungato. Finti a chiamata. Io mi fermo qua, perché immagino che poi ci saranno... Approfitto per chiederle anche questo. C'è però anche una differenziazione territoriale, mi spiego. In alcune zone del paese, alcune regioni meridionali in particolare, la Puglia, la Basilicata, dove il caporalato in agricoltura è un fenomeno molto radicato, in realtà la difficoltà di cui ha parlato prima il dottor Guaglione, cioè di fare queste ispezioni in maniera efficace, emerge molto, perché, come diceva lei, in agricoltura in particolare, io ho molti amici ispettori del lavoro, specialmente al sud, questo coordinamento o c'è e allora funziona l'ispezione, ma se il coordinamento non c'è l'ispezione funziona, cioè non possono andare 3 ispettori del lavoro in zone, in campagne molto ampie dove magari ci sono persone armate che ovviamente intimoriscono i 3 poveri ispettori, che capita... Nelle ipotesi ci speonano, come Sì, no, ma io ho saputo di Kalashnikov tirati fuori dalla camionetta, tipo scene tra il sudamericano e in alcune zone dell'Africa, dove i 3 ispettori che erano andati con la loro macchina privata hanno fatto marcia indietro. Quindi quello che dice lei, cioè questo coordinamento con forze di polizia ad ampio spettro, con i droni e gli elicotteri, è fondamentale, anche perché si sa che quando arriva lì
il gruppo degli ispettori, c'è l'allarme generale scappate e in particolare gli stranieri, quindi tutta l'immigrazione clandestina che alimenta poi il fenomeno dell'agromafia, e poi sparisce, corrono, non li prendi e se li prendi non dicono niente, dicono di non sapere la lingua e hanno paura di rispondere. Quindi credo che ci sia anche una differenza regionale proprio su questo aspetto, quindi il fenomeno non mi sembra un fenomeno omogeneo, dipende dalle regioni. E poi io volevo anche evidenziare questo e chiederle cosa ne pensa. In fondo a noi piace pagare i pomodori molto poco, però quei pomodori che noi paghiamo molto poco scontano questa filiera spesso, quindi c'è una connivenza, lo possiamo dire, un po' di tutta la società che si basa anche su questo tipo di sfruttamento. La grande distribuzione inevitabilmente beneficia di quello che è a monte l'abbattimento del costo della manodopera. Questo è uno dei temi che vengono per cui magari certe grandi imprese si fanno belle con tutti i bollini, le certificazioni, poi però c'è tutta una catena di subappalti e di caporali di cui loro fanno finta di non sapere niente, ma insomma la responsabilità non è soltanto dei pesci piccoli, voglio dire. No, la responsabilità è distribuita su tutta la filiera dell'approvvigionamento, dalla raccolta alla distribuzione. Vero è che c'è una differenziazione regionale, ma c'è anche una differenziazione interprovinciale, perché se i risultati di tutta la Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia per il 50% vengono fatti dalla provincia di Pordenone, è perché probabilmente noi abbiamo ricalibrato di più le nostre risorse rispetto alle altre province a cercare di combattere questo fenomeno. Poi i numeri dicono che non ci stiamo riuscendo, ci stiamo continuando a provare, questo sicuramente è vero. E l'approccio militare è inevitabilmente quello che l'ispettorato del lavoro sconta non poterlo avere, perché entrare in certi campi, a parte che si viene visti da centinaia di metri di distanza, quindi diventa anche difficile riuscire a fare un intervento, una cinturazione d'aria fatta con un numero di risorse importanti garantisce il risultato. La cosa triste, e qua poi probabilmente affronteremo il tema dopo, è che noi interveniamo in uniforme per la maggior parte dei casi. Uniforme che i braccianti stranieri interpretano nella generalità dei casi come il nemico numero uno. Certo, il nemico numero uno. Allora io racconto spesso questo aneddoto che purtroppo è la triste realtà che capita tutti i giorni. Quando interveniamo sui campi, quindi cinturando l'area, senza dare grossi margini di possibilità di fuga a chi sta sul terreno, non è perché una volta presi chissà che cosa gli facciamo, dobbiamo semplicemente intervistarli e capire quali sono le condizioni di lavoro. Ma quando la divisa arriva davanti al bracciante, il bracciante si china a terra e si mette le mani sul capo, perché ha paura di essere picchiato. E il finanziere che interviene per la prima volta in un contesto del genere rimane scioccato perché non capisce cosa stia succedendo. Ci vedono armati, ci vedono ovviamente con un uniforme che per loro rappresenta altro, perché la loro storia e i loro rapporti con le uniformi dei loro paesi dicono altro. Quindi riuscire ad abbattere quello che è il divario culturale fra noi e loro è una cosa che noi non siamo stati in grado di fare, ma che sono state in grado di fare le associazioni del territorio. E poi magari questa cosa la affronto quando parliamo del 603 bis, perché è vero che c'è un solo caso andato a sentenza, ma a Pordenone stiamo lavorando su alcune attività che finalmente hanno visto l'iscrizione di alcuni imprenditori che spero poi, ma questo sarà un problema del dibattimento, possano finalmente raccontare una realtà diversa da quella che le statistiche in questo momento ci dicono. Grazie. Grazie. Lei giustamente ha parlato di approccio culturale, su cui magari possiamo anche tornare, perché anche la chiosa che ha fatto alla fine sul discorso immigrazione è molto rilevante, perché se lo straniero che proviene da paesi magari in cui la polizia picchia e come, ha paura, si china, si protegge la testa, secondo me l'italiano si mette davanti con le mani in tasca e non risponde, cioè sta bello tranquillo. C'è un problema culturale e lo sappiamo. I fenomeni caporalato e lavoro nero sono due fenomeni diversi e il lavoro nero anche in questa regione è un lavoro nero radicato nella cultura non solo degli stranieri e degli imprenditori italiani, ma anche dei lavoratori e delle lavoratrici italiane. Cioè sappiamo molto bene che svolgere attività di lavoro nero da parte di italiani e italiane non è considerata una cosa negativa, ma è un comportamento furbo, perché gli italiani hanno ancora quest'idea, no, della furbizia quando si violano tutta una serie di norme, è un comportamento furbo perché non pago i contributi e non pago le tasse. Quindi c'è un discorso culturale trasversale
della componente, diciamo, italiana, non solo imprenditoriale, ma spesso dei lavoratori e delle lavoratrici. E su questo, devo dire, il legislatore lavorista ha tentato di intervenire, faccio soltanto una piccola chiosa, con uno strumento che la NASPI, che i miei studenti hanno già ascoltato dalle parole della mia collaboratrice Claudia Carchio. La NASPI aveva tentato, cioè l'indennità di disoccupazione, aveva tentato di mettere in collegamento proprio la lunghezza della NASPI con la contribuzione versata, per rendere un po' più allettante il lavoro in chiaro. Perché visto che ormai i lavoratori sono abbastanza sconfortati sul discorso della pensione, per cui anche nella community opinion si dice chissà se prenderò mai la pensione, no? Perché ormai c'è una sfiducia totale anche verso il sistema che ha i suoi problemi, almeno l'idea di prendere la NASPI può essere un'idea allettante, quindi un lavoro in chiaro legato al percepimento di un'indennità alla NASPI che dipende dalla contribuzione versata. Questa era stata una buona idea del Jobs Act per riuscire ad evitare quella convenienza del lavoro nero. Un discorso culturale. E giro la domanda sul discorso culturale al collega, il professor Enrico Amati. Perché, Enrico, il discorso culturale è un discorso nostro, no? Dei cittadini, delle cittadine, della popolazione, insomma, che insiste su un territorio, quindi uso il termine cittadino-cittadina in senso molto ampio. Ma è un discorso del legislatore. Tu ti sei molto occupato di populismo penale, chiamiamolo così, insomma di questa reazione penalistica da parte del legislatore a tutta una serie di fenomeni, e anche questo è un approccio culturale, oltre che strategico. Prego. Sì. Buongiorno. Sì, quello è l'unico che funziona. Vedo meglio. Buongiorno a tutti. Anch'io ovviamente ringrazio professoressa Fili, gli organizzatori e Gianluca Picco per il libro che ho letto molto volentieri, che ho apprezzato molto, anche perché, diciamo, dal punto di vista della impostazione di fondo siamo molto in sintonia, devo dire. Proprio sull'approccio culturale, in effetti, l'approccio culturale, cioè del ricorso, diciamo, sempre comunque al diritto penale ogni volta che c'è un qualche problema da risolvere. Questo lo vediamo un po' in tutti i settori. Anche il diritto penale del lavoro ovviamente è un terreno sperimentale di questo tipo di approccio. Diciamo che ormai il penalista, come dire, è diventato una sorta di tuttologo, perché può occuparsi sempre di tutto. Il diritto penale, come sanno i miei studenti, non ha una competenza per materia, no? Perché tutto può essere diritto penale, quindi noi entriamo nel diritto del lavoro, dei mercati finanziari, dei reati societari, nel settore commerciale e così via. Dobbiamo essere un po' tuttologi, famiglia, ma di tutto e di più. Quindi dobbiamo conoscere un po' di tutto, ma la nostra bussola sono i principi, ovviamente, i principi fondamentali del diritto penale e le regole del processo penale, che rendono la materia singolare e autonoma, ovviamente, rispetto a tutti gli altri settori. Ecco, detto questo però, l'approccio di Gianluca Picco lo condivido, perché si chiede se effettivamente l'espansione del penale anche in un settore così delicato, ovviamente, del diritto del lavoro sia innanzitutto funzionale e poi se sia sintomatico di un approccio culturale. Ora, sulla funzionalità, se davvero garantisce efficacia dal punto di vista repressivo l'approccio penalistico oppure no, secondo me qui dobbiamo distinguere facendo riferimento a quella che è la struttura del sistema sanzionatorio in materia di diritto penale del lavoro, perché abbiamo una struttura, per così dire, piramidale, se vogliamo. Alla base abbiamo una molteplicità di illeciti di carattere amministrativo e di natura contravvenzionale, che sono la stragrande maggioranza e che sono in particolare contenuti nel testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Poi abbiamo una fascia intermedia di delitti del codice penale, delitti di pericolo in particolare, la rimozione dolosa o colposa di cautele antinfortunistiche, che non arrivano al danno, e l'ultima, la parte più alta, che è rappresentata dalle fattispecie di danno, omicidio, le lesioni personali, con violazione delle norme antinfortunistiche. Questa fascia più alta poi collochiamo sia la responsabilità delle persone fisiche, sia la responsabilità delle persone giuridiche, che è una novità significativa in questo settore, forse è una delle novità più significative. Allora, nell'ambito di questa piramide, quali sono le norme che danno una maggiore tutela, che obiettivamente servono, delle quali non possiamo fare a meno? Certamente quelle collocate nell'apice, perché tutelano un bene fondamentale, no? La vita, l'integrità fisica.
anche quelle collocate nella fascia intermedia, reati di pericolo contro l'incolumità pubblica, che comunque hanno un'oggettività giuridica pregnante, apprezzabile. Invece tutto quello che sta nella fascia più bassa, cioè i numerosi illeciti contravvenzionali di pericolo astratto, cioè che si basano su una mera violazione di una norma cautelare e che hanno una distanza particolarmente evidente rispetto a quella che poi è la lesione effettiva o la messa in pericolo del bene tutelato, a mio avviso ne possiamo tranquillamente fare a meno. Ne possiamo fare a meno perché innanzitutto le fattispecie contravvenzionali servono a ben poco sul versante repressivo e preventivo. Servono a poco perché comunque siamo bene o male costretti alla luce del costante incremento delle fattispecie di reato di natura contravvenzionale ad introdurre però dei meccanismi premiali. Cioè se tu fai qualcosa, se ti metti in regola, se paghi io ti premio e quindi non ti faccio il processo penale, di conseguenza non ti applico la sanzione. E queste contravvenzioni sono, per loro natura, si prestano bene all'operatività di questi meccanismi. C'è il meccanismo estintivo delle contravvenzioni, l'oblazione, termine prescrizionale piuttosto breve e così via. Ma non possiamo farne a meno di questi meccanismi premiali proprio nel momento in cui continuiamo ad aggiungere nuove ipotesi contravvenzionali che intasano la macchina della giustizia. Quindi nei tribunali non possiamo occuparci di tutte le violazioni di norme cautelari di natura bagatellare, tanto vale premiare, far pagare una parte della sanzione pecuniaria, fare in modo che il datore di lavoro si regolarizzi, quindi eliminando, diciamo, il danno, tra virgolette, e in questo modo, diciamo, togliercelo dai piedi nel processo penale. Quindi l'efficacia sotto il profilo preventivo repressivo è scarsa perché conviene forse rischiare, no? Se poi mi beccano io mi regolarizzo, pago la sanzione e estinguo il reato. E questa quindi è la prima, diciamo, disfunzionalità del ricorso alle fattispecie contravvenzionali in questa fascia bassa. Sarebbero preferibili quindi sanzioni di natura amministrativa, lo diceva Gianluca Picco, l'ha scritto nel libro. Hanno un livello di garanzia che comunque è elevato, perché giustamente il libro parla di diritto sanzionatorio del lavoro, perché oggi sappiamo che è difficile distinguere in realtà tra sanzione autenticamente amministrativa e sanzione autenticamente penale, perché oggi alla luce anche della giurisprudenza, della CEDU, il diritto sanzionatorio e la materia penale è un contenitore molto ampio, quindi talune garanzie dal punto di vista formale le abbiamo anche nelle sanzioni amministrative. Poi certo, sotto il profilo processuale è tutto molto più agevole, nel senso che poi l'autorità amministrativa è più rapida, no? Nell'applicare la sanzione, quindi il pagamento magari spaventa, soprattutto se si tratta di sanzioni elevate, di più rispetto a una contravvenzione di scarsa efficacia. Questo dal punto di vista dell'efficacia. Ed è il motivo, tra l'altro, per cui molti paesi che hanno livelli e percentuali di infortuni sul lavoro particolarmente elevati come il nostro, penso alla Spagna o anche alla Germania, non sono rispetto a noi, sotto il profilo delle statistiche di cui parlava Raffaele Conte, messi meglio. Anche lì ci sono tanti infortuni. Hanno pochissime sanzioni di carattere penale. In Spagna, che è tutto quasi nel codice, abbiamo 2 specifiche ipotesi di reato, di pericolo concreto. In Germania tutto è lasciato per lo più alle sanzioni amministrative, abbiamo poche fattispecie di reato con una, diciamo, pregnanza significativa sotto il profilo dell'offesa e quindi si predilige l'approccio di una penalizzazione minima e un massimo ricorso invece alle sanzioni amministrative. Perché da noi questo non avviene? Le ragioni sono tante, fra cui Gianluca Picco ha tirato in ballo il populismo penale. La stagione, diciamo, del populismo penale riguarda non solamente l'Italia, per la verità riguarda un po' tutto il mondo, se vogliamo, oggi ancora di più forse, anche i paesi ovviamente, non parlo dei sistemi illiberali, ma anche dei paesi autenticamente liberali. Il ricorso alla sanzione penale, la passione punitiva fa sempre presa sul pubblico e viene molto spesso utilizzato lo strumento penale come
diciamo, una sorta di operazione di marketing, no? Per cercare di soddisfare le pretese o le asserite pretese punitive dell'opinione pubblica. Un tempo parlavamo di diritto penale minimo come il diritto penale che poteva garantire una massima efficienza del sistema e allo stesso tempo una massima tutela delle garanzie individuali. Luigi Ferraioli, filosofo del diritto, un classico del libro Diritto e ragione, un classico del pensiero garantista della fine degli anni *80. Oggi invece parliamo di diritto penale massimo. Cioè tutto deve essere diritto penale sostanzialmente, appena succede qualche cosa, da infortuni sul lavoro, incidenti stradali, femminicidio, l'ultima sortita, sorprendente sortita, perché non credo che sia una norma che avrà, se entrerà in vigore, una vita lunga. È entrata in vigore, o meglio, è entrata in vigore, DDL presentato nel giorno della festa della donna come se fosse un regalo, ma Sì. insomma, con molte criticità, diciamo. Ecco, viene sbandierata una norma che si pretende o si assume possa essere maggiormente efficace per certe forme aberranti, certamente, di criminalità, ma poi si tratta di vedere prima se è costituzionalmente conforme, poi se effettivamente sarà efficace. Ecco che allora da un lato passiamo però dal diritto penale minimo al diritto penale massimo, intesa come panacea di tutti i mali, ma dall'altro lato abbiamo un diritto penale massimo ma uno stato sociale minimo, che è quello che dovrebbe garantire e avere una maggiore efficacia preventiva, io credo in tutti i settori, no? Anche nel settore del diritto penale del lavoro. Come pure abbiamo una spesa minima, Certo. diritto penale massimo e spesa minima, perché tutti gli interventi sul settore penale, se voi guardate i provvedimenti normativi, contengono la consueta clausola di invarianza finanziaria, il che significa che sono a costo zero. Allora una prevenzione a costo zero non è prevenzione, è propaganda, è pure semplice propaganda, che non serve praticamente a nulla sul versante né preventivo e nemmeno repressivo. Su questo poi mi fermo, non so se poi vogliamo approfondire. Per quanto riguarda invece il caporalato, beh, qui forse il discorso un po' cambia. Non lo colloco nella stessa fascia delle mere contravvenzioni, no? Della fascia bassa, perché obiettivamente è una norma che tutela la dignità del lavoratore. Almeno nel nostro ordinamento si configura quale norma tutela essenzialmente della dignità, non tanto dell'integrità fisica e così via. Lascia un po' a desiderare, poi termino. Sì. Lascia un po' a desiderare perché la formulazione è piuttosto vaga, anche qui un altro difetto del legislatore che è un po' legato anche al populismo. Dalla fretta del fare, dalla fretta di intervenire subito con norme simboliche si tralascia che cosa? È quello che noi studiamo a diritto penale 1, i principi fondamentali, prima di tutto il principio di tassatività, determinatezza e così via. Cioè si creano norme che sono dei prodotti semilavorati dal contenuto abbozzato e poi chi sarà? Sarà la procura, sarà la giurisprudenza a dover definire di contenuti quella che è la portata applicativa della norma. Questo che cosa comporta? Allo stesso modo comporta in certi casi l'ineffettività della fattispecie, perché se io lascio alla discrezionalità di chi deve fare gli accertamenti, chi deve applicare la norma, la definizione del concetto di stato di bisogno, della condizione di sfruttamento, senza che mi vengano indicati, sì, ci sono degli indici, ma lasciano molto a desiderare perché possono consistere anche in mere violazioni formali, cioè la violazione della normativa sull'orario di lavoro, le violazioni delle norme antinfortunistiche, possono essere anche violazioni formali in ipotesi, le condizioni di lavoro degradanti, questo è già un pochino più pregnante, però cosa vuol dire? No? Vuol dire anche cosa lavoro vuol dire, degradante. Non lo sa nessuno e forse gli stessi organi accertatori, alla luce delle statistiche, anch'io ho qualche statistica perché è stata condotta recentemente una bella ricerca da un ricercatore dell'Università di Modena che riporta anche il numero di denunce, per quanto sia significativo il numero di denunce, però ecco ad esempio in Friuli Venezia Giulia nel 2023 sono 3 denunce, 0
nel 2011, era appena entrata in vigore la norma, ma i livelli sono sempre molto bassi, 1, 2, massimo 3, 5 nel 2022. Molto più alte sono in Sicilia, 23 denunce, ma insomma stiamo parlando di numeri molto bassi. E io ho apprezzato quello che ha detto il colonnello Cardia sul coordinamento delle forze investigative, perché alla luce della scarsa tassatività della norma, forse cercare di capire esattamente, anche già a livello di primo approccio investigativo, come dobbiamo considerare le condizioni di sfruttamento, di stato di bisogno, perché molto spesso dipende anche la sensibilità dell'organo accertatore, no? Cioè un conto è la violazione formale, ma poi quando è che si trasforma in approfittamento dello stato di bisogno? Quando è che si trasforma in condizione di reale sfruttamento? E quindi porto avanti quella notizia criminis per caporalato oppure una semplice violazione formale? Allora forse è utile, almeno allo stato dell'arte, un coordinamento investigativo. Io mi chiedo, e poi lascio la parola ai relatori successivi lanciando qualche spunto, se sia anche utile magari una competenza distrettuale, perché ad esempio in materia di schiavitù, che comprende anche la schiavitù lavorativa, c'è. E questo forse potrebbe garantire una maggiore uniformità dal punto di vista applicativo, premesso che il problema andrebbe risolto, diciamo, a livello legislativo soprattutto. Un ultimissimo spunto. Un autorevolissimo studioso come Tullio Padovani, che abbiamo avuto ospite più volte, udinese tra l'altro, parlava anni fa dell'alba radiosa delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono le cosiddette misure ante delicto o praeter delictum che si possono applicare e che possono comportare determinate, diciamo, limitazioni al soggetto che sia sospettato di aver commesso un reato. Lo accenno perché il caporalato prevede anche l'applicazione di misure di prevenzione e non a caso hanno avuto un impatto applicativo, quantomeno nell'ambito del settore della moda. Sono state applicate la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ad alcune, diciamo, società che operano nell'alta moda per agevolazione colposa rispetto a ditte società alle quali avevano affidato dei revolver in appalto, sospettate di aver commesso il reato di caporalato. Qui basta il sospetto, non c'è bisogno dell'accertamento. Quindi alla atipicità della fattispecie penale si aggiunge la atipicità delle misure di prevenzione che si accontentano della agevolazione, che è un concetto molto vago obiettivamente, colposa, che non assume neanche rilievo peraltro dal punto di vista penalistico, perché l'agevolazione colposa nel reato doloso non c'è per il caporalato. E quindi qui si aprono nuovi margini di ampia discrezionalità e di minori garanzie, quindi ineffettività, minori garanzie e scarsa effettività. E chiudo. Grazie. Sì. Grazie Enrico. E proprio passiamo la palla al dottor De Nicolo, perché a questo punto è la procura che si deve confrontare poi con una fattispecie penale a volte, abbiamo detto, un po' nebulosa, e le chiedo un po' nella sua esperienza come ha gestito queste situazioni e anche una valutazione, visto che adesso tra l'altro non è più in servizio e quindi anche più libero forse di dire certe cose. Cioè come vede proprio questa strategia del legislatore di utilizzare, come dicevamo, su questa spinta anche populistica il diritto penale e se forse non sarebbe il caso a volte di fare un passo indietro e di utilizzare altre strategie. Prego. Allora, il panpenalismo è figlio del fatto che la classe politica, per quando poi diciamo noi il legislatore, cioè ci sono nomi e cognomi, persone concrete che interpretano la maggioranza di questo momento o interpretano la maggioranza passate, ma la classe politica non pensa alle future generazioni, pensa alle prossime elezioni.
Quindi vuole poter spendere un prodotto che sia immediatamente masticabile da un uditorio che si vuole sempre meno attento, sempre più disponibile ad accettare come verità assolute quella che viene spacciata come una grande novità, e condivido in tutto le critiche sul femminicidio che sono state poco fa formulate dal professor Amati, e ve ne aggiungo un'altra per farvi divertire, perché dopo 2 ore che parliamo magari forse qualcosa di divertente ci sta bene. Recentemente, deve essere successo 1 anno fa, penso, in qualche scuola, qualche genitore intemperante deve aver preso a sberle qualche insegnante. Penso scuola media o al massimo superiori, perché il fatto è accaduto non direttamente dall'allievo intemperante, ma il genitore che è andato lì evidentemente voleva allungare il collo a qualche 4, farlo diventare 6, e ha scelto un metodo piuttosto spiccio. Cosa ha fatto il legislatore, conscio dell'importanza di questo fenomeno? Ha inventato un'aggravante di quelle comuni, quelle dell'articolo 61 del Codice Penale, per il fatto commesso ai danni di un insegnante nell'esercizio delle sue funzioni. Domanda: ma non sapeva il legislatore con l'L maiuscola, e io ci dico il politico con la P minuscola, non sapeva che c'è già, sempre nell'articolo 61, un'apposita aggravante per chi agisce contro un pubblico ufficiale? E se dubitassimo che il professore sia pubblico ufficiale, si può discutere magari se esprime la volontà, cioè un incaricato di un pubblico servizio, diremo che l'istruzione è un servizio pubblico. L'aggravante c'era già, con il divertente effetto che adesso prevale per la sua specificità, questa che riguarda il genitore sul professore, e l'allievo minorenne ma imputabile e maggiorenne, che non è contemplato in questa aggravante da ultimo arrivata, lo è in quella generale del 61 numero 10, che c'era già fin da quando il buon Alfredo Rocco licenziò il Codice Penale. E dovremmo dire, almeno il fascismo aveva legislatori con l'L maiuscola, gente che sa scrivere le norme. Quelle attuali invece, ma di tutte le maggioranze attuali, io credo che l'ultima legge che io ho trovato fatta abbastanza bene è il 689 dell'81, fatta poco prima che entrassi in magistratura, che si fa comprendere che chi l'ha scritta ci ha pensato. Poi molte cose sono cambiate. Ecco, chi ha fatto per esempio pochi anni dopo il codice di procedura penale ha affastellato una serie di sciocchezze e di incongruenze che poi la Corte Costituzionale, modifiche normative sopravvenute, si sono incaricate di cambiare. A me piacerebbe vedere un legislatore, tornerei a mettergli provvisoriamente l'L maiuscola, che sappia quello che fa, che si fidi di esperti che gli dicono come si fanno le norme e che dia una mano agli interpreti che devono applicarle. Così non ha fatto il legislatore nel 603 bis, per esempio, perché quando nel 2011 ha inventato questa norma che prima non c'era e di cui si sentiva il bisogno, ha colpito soltanto metà degli interessati al fenomeno, cioè soltanto gli intermediari in materia di lavoro. Doveva colpire gli interessati sostanziali, cioè i datori di lavoro che sfruttano. E allora qui il legislatore avrebbe dovuto, come ha fatto poi nel 2016, inserire in questa apposita categoria, e qui ha fatto bene, ma descrivere che cosa significa esattamente sfruttamento e dare quindi una mano agli interpreti, descrivere cosa vuol dire approfittare dello stato di bisogno e dare quindi una mano agli interpreti, e non costruire soltanto degli indici rivelatori che non si capisce bene se devono coesistere tutti, ne basta uno, quante volte deve ravvisarsi la violazione. Su un lavoratore può bastare se gli altri non se ne lamentano, quanti lavoratori devono essere implicati? Questi sono i problemi concreti che noi ci troviamo di fronte. Perché innanzitutto ogni procura della Repubblica, questo è un reato che non è devoluto alla competenza delle procure distrettuali, ma tutte le 140 procure italiane, procure ordinarie. Voi forse, non so se la procedura penale vi ha scodellato la differenza tra le procure ordinarie e procure distrettuali. Detto in brevissimo, abbiamo alcune materie che principalmente riguardano la criminalità organizzata, in cui agiscono le procure distrettuali. Si chiamano così perché ce n'è una per distretto. Friuli Venezia Giulia, la nostra regione, ha 4 procure ordinarie, Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, ma solo Trieste è distrettuale, per cui su certi reati commessi anche a Pordenone o a Udine o a Gorizia è competente la procura di Trieste se questo elenco dei reati riguarda appunto espressioni di criminalità organizzata che sono però tassativamente indicate nella norma. Fra queste non c'è l'articolo 603 bis.
e quindi questo è un reato appannaggio delle procure ordinarie. La procura di Trieste può occuparsene soltanto se riguarda il territorio del circondario di Trieste, che è quella piccola virgolettina che chiude il Friuli Venezia Giulia e che si compone di una città metropolitana e 5 piccoli comuni. Non ha vocazione agricola, quindi il terreno di elezione del 603 bis a Trieste non si può verificare. Io avevo iniziato, proprio poco prima di andarmene in pensione, un accertamento che riguardava, guarda caso, il settore della ristorazione, su cui ci ha parlato poco fa il colonnello Cardia. Perché lì si verificano anche fenomeni di questo genere, assunzioni di gente che è adibita a basse attività di sguattero in cucina, che dormono magari in una sorta di appartamento trasformato in dormitorio, eccetera. Ma in concreto le maestranze si erano divise in due in questo fatto concreto, di cui ovviamente altri lumi non vi posso dare perché credo che sia ancora in gestazione nel mio ufficio. Quelli che se ne sono andati, che hanno puntato volentieri il dito contro il, virgolette, datore di lavoro, diciamo, sfruttatore. Quelli che sono rimasti, a cui hanno promesso qualche cosa, che invece l'hanno dipinto come una sorta di santo che interviene dappertutto, che è un benefattore dell'umanità, eccetera. Allora voi capite che non andiamo molto lontano se abbiamo le maestranze che sono equamente suddivise tra quelli che dicono no, non è sfruttamento, assolutamente, questa persona è un lavativo, non ha voglia di fare niente, per cui si inventava le malattie, e altri invece che dicono no, mi ha sfruttato, mi ha maltrattato. Cioè, le difficoltà pratiche aumentano a dismisura nella realtà concreta proprio perché la norma è evanescente, non descrive in maniera chiara. Per cui io uso tante volte questa metafora, spesso il diritto penale, e 603 bis CP lo esprime bene, è come uno spaventapasseri. Visto da lontano spaventa moltissimo. Poi man mano che ti avvicini capisci che è un po' un gioco, uno scherzo. La stessa metafora vale benissimo per le sanzioni penali moltiplicate nel panpenalismo di cui mi è stato poco fa chiesto un mio parere. Il panpenalismo è deleterio perché accontenta soltanto la pancia dei meno acculturati fra coloro che leggono i giornali, se li leggono, o che si formano su internet se si informano, e dice, beh, questo governo fa qualcosa. C'è un fenomeno a cui bisogna reagire e c'è una reazione. Nessuno pensa che l'aumento della sanzione non cambia di 1 millimetro, perché purtroppo per cambiare qualcosa ci vogliono 2 requisiti. Il primo si chiama risorse, e qua chiama in causa potentemente la classe politica che deve decidere dove investire e come investire. Il secondo si chiama intelligenze, e qui chiamo in causa anche me stesso, tutti noi che le applichiamo. Il colonnello Cardia poco fa ci ha dato una dimostrazione di intelligenze. Quando lui manda i suoi uomini a vedere se un bar ha gli scontrini fiscali a posto e il suo uomo, istruito da lui, dice ma scusa tu banconiere, tu banconiera, hai un livello di lavoro tutto regolare la tua posizione qua? Fa qualcosa che nessuno gli aveva chiesto prima e che il barista non si aspetta, perché si aspetta soltanto di dover parlare di scontrini fiscali. Ecco, farsi delle domande è l'arma vincente. Dimostrare l'intelligenza è l'unico strumento, al di là delle risorse che non dipendono da noi, che compete agli ispettori del lavoro, agli appartenenti alle forze dell'ordine, a noi magistrati. Mi considero ancora dentro, anche se sono ormai da 9 mesi un felice pensionato. A proposito, avvocato Picco, 10 anni di esperienza. Io vorrei avere 10 anni di esperienza. No, decennale. No, ho detto decennale. 43 annale di esperienza, quindi se fosse solo decennale io avrei 33 anni meno di quelli che ho. Io ho 43 anni di esperienza, sono entrato nell'81 e sono uscito nel 24, quindi ne ho viste tantissime. Ma fra quelle cose che ho visto forze dell'ordine in cui brillava il germe dell'intelligenza, che facevano, al di là di quello che veniva loro comandato, qualcosa di più, perché avevano la curiosità e la molla per farlo, e persone invece che per quieto vivere, perché tanto la mia paga è la stessa, perché tanto cosa mi cambia, magari stasera vado a vedermi la partita, se resto qua sul posto e mi rompo le scatole con un accertamento che dura più lungo, forse mi perdo la partita, cioè non lo facevano. Ecco, questa è la responsabilità che io addosso a tutti quelli che come me hanno prestato il loro servizio a favore dello Stato. Le risorse no.
Le risorse è un problema maledettamente serio, le risorse non sono infinite, bisogna decidere come e dove investire, però se non si interviene su questo settore non si va lontano. Per esempio, e qui chiudo questo primo giro perché non vorrei togliere lo spazio agli altri, mi ha colpito in positivo ciò che diceva il colonnello Cardia, e cioè fare gruppo, fare sinergia. Fra questa sinergia c'è una persona che Cardia non ha citato, che io trovo fondamentale oggigiorno, il mediatore culturale, certo. il mediatore linguistico. Nel momento in cui lui vede che gli si accuccia il povero straniero che loro vogliono difendere e che si mette così, lui deve avere vicino a sé un mediatore linguistico che capisca la lingua di questo, che si renda conto e che gli spiega come stanno le cose. E che gli spiega che, benché abbiano la divisa, loro sono i buoni. Ecco, fare rete, fare sinergia vuol dire anche questo, cioè forze dell'ordine che abbiano dell'autorevolezza e la disciplina militare per fare le operazioni che vanno fatte, ispettori del lavoro preparati e motivati e evidentemente, visto che abbiamo una platea di sfruttati che non sono di etnia italiana, i mediatori culturali. Questo primo giro mi fermerei qui. Io però le devo chiedere una cosa. Concordo con lei, giustamente la sinergia insomma è fondamentale, l'abbiamo detto sin dall'inizio, no? Nessuno vince da solo. C'è un discorso di formazione anche, formazione interdisciplinare, mi spiego. Prima giustamente il collega Amati diceva un po' il penalista diventa quasi un tuttologo perché deve sapere un po' di tutto. Allora, proprio nel diritto sanzionatorio del lavoro e nel penale del lavoro, a volte, lo dico per esperienza personale, per aver intercettato un po' queste lacune, mettiamola così, il penalista, che sia il difensore, che sia il procuratore, ha delle carenze lavoristiche non indifferenti, che non consentono di poi tarare adeguatamente forse l'azione. E allora proprio anche su una materia, com'è quella per esempio del caporalato, no? Su 603 bis, dove ci sono degli indici di sfruttamento che portano poi, che sono attrazione lavoristica, perché poi rinviano una serie di considerazioni, di elaborazioni, certamente non di definizioni, ma di elaborazioni dottrinali o giurisprudenziali lavoristiche, ecco lì secondo me manca. Allora, visto che lei diceva sulle risorse, il discorso è da ricercare altrove, ma per quello che riguarda un capo della procura, secondo lei c'è adesso un'adeguata attenzione anche a questa prospettiva, che può essere da un lato la formazione anche lavoristica di una squadra di PM messi a fare questo, ma deve essere, diceva prima il mediatore culturale, anche una formazione che sia più ampio spettro per riuscire ad affrontare i testimoni o le vittime di reati che provengono da altri paesi che appunto vedono un PM come quasi più pericoloso del datore di lavoro che li sfrutta. Quindi sì. le ridò la parola. È vero quello che lei dice. Quando parla di squadra, però bisognerebbe anche pensare in concreto quali sono le forze in campo. La Procura di Trieste, che ha la possibilità di svolgere sia indagini ordinarie nel suo territorio che indagini antimafia in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, si compone sulla carta di 12 magistrati, un procuratore e 11 sostituti procuratori. In questo momento in servizio ce ne sono 7. Il procuratore deve ancora prendere possesso, il mio successore è una gentile signora che deve ancora arrivare, e ci sono altri vuoti importanti nell'organico. Come si può pensare ad una squadra se l'organico complessivo sono 7 persone e devono occuparsi non soltanto del diritto del lavoro come specialistico, al penale del lavoro? Pensate al penale ambientale, in cui il problema del magistrato è: ma questo fatto è reato o non è reato? E da dove? Il testo unico ambientale, familiarmente detto testone, il 152 del 2006, è una delle norme più rimaneggiate nel mondo, penso. Io non so se esistano anche nel diritto afghano norme che sono state scritte e riscritte nel momento. Allora, il magistrato non può essere un tuttologo. Abbiamo, diciamo, il Consiglio Superiore della Magistratura ha previsto un'apposita formazione specifica per i reati endofamiliari, in cui in tutti, me compreso, mi ascrivo subito al novero dei peccatori, spesso avevano un atteggiamento sbagliato,
parlo di una decina di anni fa, Certo. paternalistico. Sì, di sottovalutazione. Ma di una di serie sottovalutazione, situazioni. ecco. Abbiamo capito da una decina d'anni che così non è, ci siamo sottoposti a vari corsi di formazione, noi e anche tutta la polizia Sottoposti ci dà giudiziaria. subito l'idea della... No, giustamente e volentieri. Il CSM ce li ha additati e ha fatto benissimo ad additarceli e a tenerceli. Bisognerebbe fare qualcosa di analogo nel diritto ambientale, il diritto del lavoro e in tutto il diritto specialistico, appunto per questa fame di panpenalismo che abbiamo scoperto ormai ci sovrasta da molto tempo. La sola valvola di salvezza per le cose che non ci sono chiare è ovviamente una consulenza tecnica in queste materie tecniche specifiche, cioè se siamo in dubbio se questo fatto possa essere o non ricompreso in una particolarità che la norma descrive in maniera piuttosto oscura, abbiamo sempre la possibilità di valersi una consulenza tecnica. Non certo però per parlare di cosa vuol dire sfruttamento, per parlare di cosa vuol dire effettivamente stato di bisogno. Qui ovviamente c'è l'arma che è, prima il professore diceva giustamente, i ricorsi ai principi di carattere generale, che sono sempre la stella polare per capire. Tante volte quando mi trovo di fronte a una norma nuova e come da procuratore, magari qualche mio sostituto viene a dirmi, scusa, secondo te, ma cosa vuol dire questa frase qua? Dico, rifugiamoci ai principi generali. Quando parliamo di dolo, cosa intendiamo? E allora quando si respira dice, beh, allora la bombola d'ossigeno ce l'ho anch'io, riesco a respirare, no? Quindi ricorso ai principi generali, o se ovviamente parliamo di questioni come cosa vuol dire sfruttamento, cosa vuol dire stato di bisogno, il buon senso. Non dimenticatevi che tutti gli operatori, e anche noi magistrati primi fra essi, dobbiamo fare uso del buon senso, qualcosa che precede il diritto e che ci fa dire, ma questa cosa qua è sensata o no? Possiamo parlare veramente di sfruttamento se questo lavoratore, per esempio, ha la scelta, c'è altri che lo corteggiano per andarsene di là? Oppure dobbiamo dire no, in questo caso forse sfruttamento non si può parlare, anche se si adatta a condizioni di vita che io non accetterei. Ecco, sempre i principi generali e il buon senso. Grazie. E allora adesso ripasso la parola al dottor Guaglione, chiedendo magari a tutti adesso di stare un po' nei 6 minuti, 7 minuti. Dottor Guaglione, due fenomeni diversi. Caporalato, lavoro nero, che magari ci può definire brevemente ad uso in particolare della platea di studenti, ma soltanto per poi andare a parlare sull'apparato sanzionatorio e chiedere a voi dell'ispettorato quali difficoltà riscontrate nel verificare questi fenomeni, nell'identificarli e poi come vi muovete, cioè che cosa succede dopo. Certo. Quali sono i collegamenti, da un lato se c'è un reato e dall'altra parte invece se resta nell'ambito dell'apparato sanzionatorio amministrativo. Certo, allora cercando di restare, grazie, di essere sintetico, sono appunto fattispecie diverse. L'una va a colpire ovviamente il rapporto di lavoro subordinato fondamentalmente sconosciuto alla pubblica amministrazione e viene sanzionato in uno dei modi probabilmente più efficaci. Si parlava di sanzione amministrativa un po' fiore all'occhiello, lo confermo, è una sanzione molto dura che può andare dai 2.000 ai 45.000 euro per lavoratori a seconda del periodo in cui è rimasto sconosciuto, appunto, e diciamo a fronte del quale viene elevata una sanzione di tipo amministrativo che prevede la possibilità di regolarizzazione, ma a questo si aggiunge, come accennava anche il professor Amati, il discorso del provvedimento di sospensione dell'attività. Allora, preferisco che citare... quello fa paura. E quello fa paura, ma infatti a proposito di effettività e afflittività, citando qualche numero, dunque a livello di lavoro nero noi abbiamo a livello nazionale 16.000 lavoratori in nero nel 2023. Nazionale. Friuli Venezia Giulia siamo ai 250 casi, diciamo questa è una regione più piccola, quindi diciamo teniamoci a questo, va, ovviamente rispecchia la dimensione della regione. In questi casi, a fronte dei 16.000 lavoratori a livello nazionale, noi abbiamo oltre 11.000 sospensioni, revocati in oltre il 90% dei casi, e questo è confermato anche nel precedente 2022. A giorni dovrebbe arrivare il documento che è relazione al 2024, ma mi aspetto gli stessi dati, cioè revocate oltre il 90%. Oltre il 90%, quindi vuol dire che funziona. Perché? Perché io là vado a colpirti, nel caso specifico di
del lavoro nero, quando noi troviamo una percentuale di lavoratori che è almeno il 10% del totale dei presenti, ti va a colpire la sospensione dell'attività imprenditoriale, non puoi più lavorare, quindi diciamo sì, si tocca sempre il portafoglio o a livello di maxi sanzione o a livello di prosecuzione dell'attività, e di fatto funziona, almeno a livello di afflittività, e lo conferma il fatto che c'è appunto la revoca. La revoca perché si regolarizzano. Perché si regolarizzano, no, esattamente. Per dirlo, non la revoca perché avete Sì, sbagliato. No, scusa, la revoca perché si regolarizza. C'è la regolarizzazione e il pagamento di una somma aggiuntiva, si chiama così. Se invece ci spostiamo velocemente sul 603 bis, le cose ovviamente cambiano, fattispecie completamente diversa. Abbiamo detto, è già stato detto, diciamo, quella che può essere i difetti Ma per voi? Per noi, cioè locali nella sua realtà. Locali non ce ne sono. Locali, diciamo che non ce ne sono. No, locali nella sua realtà. Cioè, per voi cosa vuol dire avere a che fare con una fattispecie di questo tipo? E quindi l'ispettore? Per noi l'ispettore significa, e qui mi aggancio anche a qualche suggestione del colonnello Cardia, significa che l'ispettore deve o dovrebbe praticamente intercettare il fenomeno. Questo è possibile in diversi modi, si può prendere, i motivi di incipit possono essere o della cosiddetta attività di intelligence, che fa più figo, sì. Diciamo, possono essere diversi. Noi riceviamo richieste di intervento, riceviamo segnalazioni più o meno dettagliate, più o meno anonime. A questi si possono aggiungere anche valutazioni sulle banche dati. A proposito, confermo quello che diceva il colonnello Cardia, gelosia delle banche dati, portami via, cioè è un problema. Noi siamo quasi, siamo all'indomani dell'intelligenza artificiale, continuiamo problema diffuso e di fatto, ognuno si tiene le sue, e quando speriamo, perché adesso in tutti i provvedimenti nuovi che stanno uscendo si parla di interoperabilità, cooperazione applicativa, speriamo che si riesca a realizzare, magari possibilmente senza il costo zero. E quindi praticamente dovrebbe, una volta che è intercettato un fumus di possibile fenomeno, andare a piantonare il fenomeno dove potrebbe avvenire l'attività di intermediazione con le risorse che ha, e allora si aprono i rapporti sinergici fondamentali. Noi li registriamo, siamo molto fortunati, o sono bravi i colleghi che riescono, perché poi questi rapporti sinergici a volte sono mappati in protocolli, a volte sono semplicemente intese personali, quindi siamo fortunati. Io non ho rapporti diretti perché ho i limiti alle 2 province, però posso dire con il generale Pallini a Trieste, la finanza andiamo d'accordissimo. A Gorizia c'è stato proprio il caso in cui siamo stati chiamati a intervenire, nel caso del 2023, diciamo nell'ascolto dei lavoratori, la GDF di Gorizia ci ha chiamati e quindi siamo intervenuti, sotto la guida chiaramente della Procura, siamo intervenuti nell'ascolto dei lavoratori. Quindi è fondamentale l'intervento sinergico e il sostegno, perché altrimenti non ce la faremo. Io ho fatto diciamo l'ispettore, non si chiama ispettore, il verificatore per l'Agenzia delle Entrate, e allora, come aneddoto simpatico, c'era proprio la differenza tra l'approccio dell'Agenzia delle Entrate e l'approccio della GDF. L'approccio dell'Agenzia delle Entrate era con molto bon ton, perché questa era la prassi. Invece si raccontava quando arriva a fare lo stesso tipo di verifica sullo stesso tipo di soggetto, di target, arriva la finanza quasi con le funi, ma funzionava, perché poi sequestravano gli hard disk e quindi si arrivava a ottimi risultati. Quindi da quel punto di vista, se citassi 2 numeri molto velocemente, allora io devo dire si parla di livello nazionale 5.000 lavoratori sfruttati 2020-2022, 3.000 nel 2023. Ovviamente questi sono lavoratori sfruttati, è una verifica che si ferma qui, poi c'è il deferimento all'autorità giudiziaria e l'esito dei procedimenti. È chiaro che il problema è sempre quello, perché la maxi sanzione, per prendere una, funziona, perché arriva subito e si arriva a provvedimento definitivo subito. Negli altri casi l'iter è molto più lungo. Aggiungerei un piccolo passaggio, proprio per quanto riguarda il discorso delle tecniche diciamo di formulazione eventuale di iuri condendo e quant'altro. È chiaro che se in questa regione i numeri sono questi, sono bassi, non posso più permettermi di dire che è un fenomeno che non c'è. È un fenomeno che non viene percepito, non viene veramente intercettato, forse
proprio perché andrebbe rimaneggiata la norma. Magari, oltre che per tutti i motivi che sono stati detti nelle specificazioni di quella determinatezza che manca nel precetto, ma anche perché dovrebbe evolversi rispetto alle nuove modalità e forme che assume il fenomeno, e le cita proprio l'avvocato Piccolo nella monografia, forme che possono essere appunto e settori, modalità che possono essere quelle dei ciclofattorini e settori magari che non sono più il tradizionale di genesi agricolo, ma magari si applicano a situazioni cantieristiche, insomma, dove c'è molto indotto e un grande volume d'affari, ecco, diciamo. E aggiungo un ultimo passaggio, non è riservato, quindi non ho motivo di non dirlo. Noi siamo stati convocati per i primi di, credo, l'8-9 aprile in prefettura, perché è stata sottoposta all'attenzione del prefetto di Trieste la possibilità, al momento si parla di possibilità, della costituzione di un tavolo regionale sul caporalato. Infatti ci sono tutti i prefetti, ci sono anche gli uffici, ci sarà anche il mio collega di Udine Pordenone, quindi voglio dire, si fa un ragionamento regionale. Questo a conferma del fatto che il fenomeno, più che in Friuli Venezia Giulia, non c'è, non è adeguatamente intercettato e servono strumenti forse meglio tarati per coglierlo. Grazie dottore, e passo la parola al colonnello Cardia, perché proprio su questo aspetto volevo avere il suo punto di vista, cioè sull'intercettazione del fenomeno e su cosa fate, come programmate l'attività, quindi qualche indicazione ulteriore. Allora, intercettare fenomeni di sfruttamento del lavoro è praticamente impossibile con metodi ordinari. Tanto per raccontare un episodio tipico, poche settimane fa in un ristorante etnico, intervengo anch'io insieme ai miei militari, entriamo alle 18, teniamo il personale per potergli fare l'intervista, alle 22 sentiamo un cameriere e questo qui serenamente dice no, io lavoro 3 ore al giorno, prendo 800 euro al mese. Scusa, 3 ore al giorno, dalle 18 alle 22 non sono 3 ore, sei già un'ora oltre quello che dici di lavorare giornalmente. Ah, mi sono sbagliato, devo andare via. Quindi purtroppo l'approccio è questo qua. E quello che siamo riusciti, ed è appunto quello che poi non ho detto prima ma che il dottor De Nicola ha precisato, Prego. è che grazie all'interazione con le associazioni, soprattutto con la FLAI CGIL e con la cooperativa Nuovi Vicini, noi siamo riusciti in quell'opera di ricolmare quel vuoto che ci mancava in termini di mediatori culturali. Chiaramente non possiamo fare l'intervento insieme al mediatore culturale sul campo per un semplice problema di carattere finanziario, non abbiamo i soldi per pagare. Alla fine si torna lì però. Si torna lì. Queste associazioni ce lo mettono gratuitamente a disposizione, ma nei tempi e nei modi che la persona può darci. Quindi quando poi accompagniamo in caserme i lavoratori stranieri, arriva il mediatore che parla la lingua indo-pakistana e riesce così a farci da interprete e farci spiegare che cosa accade. Ma nella maggior parte dei casi comunque le risposte sono sempre quelle standard. Lavoriamo poco, veniamo trattati bene, veniamo pagati sempre, non restituiamo mai un centesimo, quindi tutto questo difficilmente si riesce a rilevare sul campo. L'opera però che abbiamo fatto con l'associazione è stata quella di cercare di rompere il muro dell'omertà e della paura che lavoratori, soprattutto stranieri, hanno nei nostri confronti e siamo riusciti, grazie a loro, a ricevere le prime denunce per sfruttamento, con tanto di documentazione, di restituzione di soldi giustificati dal pagamento dell'alloggio, dal pagamento del vitto, da teorici pagamenti per permessi di soggiorno che in realtà dovevano essergli dovuti, e poi qua ci sarebbe tutto il tema della drammatica gestione dei decreti flussi che sono veramente il mercimonio dei permessi di soggiorno, con persone che arrivano senza neanche avere nessuno che li accoglie dopo aver pagato almeno 10.000 euro all'estero e doverne pagare altri 5-6.000 per un permesso che in realtà gli spetterebbe già. Quindi a parte questo discorso, la novella l'articolo 18 ter, che quindi consente dallo scorso anno a chi è vittima di sfruttamento di avere il permesso di soggiorno, ci ha consentito nella provincia di Pordenone di avere i primi 2 rilasciati proprio perché ci sono state denunce di sfruttamento documentate che sono confluite in un fascicolo tuttora in lavorazione. Quindi questo può essere una chiave di volta per riuscire a scardinare il tema dello sfruttamento. La prospettiva di avere un permesso di soggiorno proprio per questi casi che non limiti la permanenza del lavoratore alla fine del processo penale, ma lo reinserisca in un progetto che le associazioni come la cooperativa Nuovi Vicini riescono a fare per insegnare loro un nuovo lavoro e riuscire poi ad associarli anche a delle imprese del territorio, per noi è sicuramente funzionale a scardinare un meccanismo che altrimenti sul territorio difficilmente riusciamo a combattere. Ecco, allora chiederei al dottor De Nicolo, ma proprio il tema a cui accennava il colonnello Cardia, cioè a volte questi lavoratori, spesso stranieri, vengono trovati intervistati, poi però nel momento magari del dibattimento non ci sono più,
Giusto? Questo può essere, questo accade. O c'è stata la possibilità di sentirli nelle forme previste dalla legge con l'incidente probatorio, che però richiede una liturgia che non è neanche velocissima, o altrimenti bisogna dimostrare che la loro assenza al dibattimento era totalmente imprevedibile, ed è da gente che non ha né arte né parte, che oggi è qui e domani è là, non si può dire che sia imprevedibile. Quindi spesso può accadere che al dibattimento tutto questo si afflosci e che quindi la prova non si formi. Questo spiega anche la scarsa, diciamo, incidenza dei dibattimenti in questa materia. Del resto, in molti casi, io ho sempre detto che il processo penale è un'arma spuntata, perché esige una tale serie di sinergie che devono andare bene e funzionare alla perfezione, che al processo penale dibattimentale bisognerebbe riservare circa il 2% dei processi. Tutto il resto deve chiudersi con altre formule. Ciò non accade. Accade nei paesi da cui abbiamo scimmiottato questa sorta di rito accusatorio, che è molto bifido, il discorso sarebbe lungo, però sono paesi in cui si chiude con patteggiamento il 98%. Pensa agli Stati Uniti, insomma. Certo, da cui abbiamo scimmiottato malamente queste cose. Invece da noi si va al dibattimento, diciamo, tendenzialmente almeno il 40%, che ovviamente è moltissimo in più del 2%. I numeri sono giganteschi e quindi sono dibattimenti che spesso si dimostrano ingestibili. E allora si Però verificano questo i problemi. vi determina in maniera diversa sin dall'inizio. Cioè, mi spiego, un capo della procura, nel momento in cui si trova ad affrontare questi fenomeni, sin dall'inizio un po' si demotiva nel perseguirli. Non si demotiva. ci spieghi- Ritiene che se il successo dibattimentale non è pronosticabile, si imponga la richiesta di archiviazione. Molte parti legge sono delusissime da questa idea, si instaura una sorta di mini processo davanti al giudice di indagini preliminari che deve accertare se la nostra domanda di inazione sia corretta, e a volte durano queste udienze più dell'udienza dibattimentale, però alla fine della fiera, se non siamo sicuri di riuscire a portare un risultato, è la normativa stessa che ci impone di chiedere l'archiviazione. Cioè, una volta nella mia appunto lunga carriera ho visto moltiplicarsi in maniera diversa le norme che disponevano quando ricorrere all'archiviazione. Quando ho cominciato, l'archiviazione era proprio quando proprio non ci fosse assolutamente nulla di penalmente rilevante. Adesso siamo arrivati ad archiviare quando il penale c'è, ci sono molte prove, anche succolente e polpute, ma c'è qualcosa che ci fa capire che al dibattimento non abbiamo più del 50% di successo. Quando non hai più del 50% si impone l'archiviazione. Questa è la regola e noi questa applichiamo. Noi. Loro, quelli che sono adesso in servizio. Io faccio il felice pensionato. Che giustamente trasmette le sue competenze agli studenti, anzi volevo dire ai ragazzi e alle ragazze che quando il professor Amati spiega i principi generali, ecco, tenete presente che non sono qualcosa di inutile, perché come ha detto lei prima è a quelli che poi dobbiamo andare ad abbeverarci nel momento in cui abbiamo delle difficoltà, quindi no? A volte magari gli studenti lo vivono con difficoltà. Enrico, quindi proprio alla luce anche delle ultime considerazioni, cioè, ci sembra quasi di capire che è proprio meglio una sanzione amministrativa, se poi abbiamo addirittura una procura che di fronte a dei fenomeni che percepisce che sono dei fenomeni quantomeno borderline, ma molto probabilmente illeciti, ma non completamente riconducibili alla fattispecie penale, ti portano a dire perderò, il giudice, il GIP archivierà, e allora era meglio veramente costruire una fattispecie di sanzione amministrativa e abbandonare questa strada. Sì, io credo che ci siano due parole tabù ormai da qualche anno sul versante penalistico. La prima è quella depenalizzazione, perché non è popolare. Alla luce dell'ottica, no? Del diritto penale totale che citava prima Raffaele Conte, che è un bellissimo libricino di Filippo Sgubbi. La seconda, poi, che può essere in qualche modo anche collegata a questa, è la parola clemenza. Clemenza cosa vuol dire? Provvedimenti di clemenza ne abbiamo avuti tantissimi in passato. Oggi non ce ne sono più, anche nell'ottica proprio del diritto penale totale, nonostante abbiamo delle situazioni sia di inefficienza del sistema penale, sia di un tragico fenomeno di suicidi anche nelle carceri. Ne abbiamo centinaia riscontrati
l'anno scorso, già oggi siamo a 24-25, due parole impronunciabili. Depenalizzazione significa anche, secondo me, risolvere quel problema appunto delle archiviazioni, perché alla fine diventa un potere discrezionale sostanzialmente che esercita il pubblico ministero, per forza di cose, credo, no? Bisogna decidere cosa portare avanti e cosa lasciare un po' da parte, per sopravvivenza. Almeno questo però, no? Certo. Il filtro sull'inazione da parte del giudice. Questo è importantissimo, perché questo si differenzia dai normali ordinamenti Anglosassoni e sono le procure che decidono, da sole. Certo. Cosa che mi pare pericolosissima. Sì. Io sono felice che da noi ci sia un GIP che ti dica 99% delle volte ti dirà hai ragione, ma quell'1% in cui ti dice no PM hai torto, devi andare avanti. Abbiamo un caso recente a Trieste che è un caso che ha suscitato interessi della cronaca, un decesso diciamo così piuttosto tormentato, in cui il GIP ci ha dato torto e ha fatto bene. Certo. Però appunto più c'è penale, più si pongono questi problemi. Se il diritto penale fosse contenuto appunto quell'idea del diritto penale minimo, che poi in realtà mai abbiamo avuto, credo, nel nostro paese, però quantomeno si è tentato in passato di depenalizzare nel settore del diritto penale del lavoro, lo evidenzia bene Gianluca Picco. Oggi di provvedimenti di penalizzazione non ne abbiamo più, anzi spuntano nuovi reati come i funghi dopo la pioggia, cito sempre Tullio Padovani, appena ci giriamo ne spunta uno nuovo e quindi è difficile così, credo, sia esercitare l'azione penale o non esercitarla, scegliere se esercitarla o non esercitarla, perché diventa di fatto una sorta di, appunto con tutti ovviamente i limiti garantistici che ci sono, però credo che per sopravvivenza diventi una sorta di potere quasi discrezionale, non discrezionale ovviamente a tutti gli effetti, perché l'azione penale è obbligatoria. E quindi l'inefficienza del sistema credo che nascono da qui. Se partiamo limitandoci al nostro settore del diritto penale del lavoro, io credo che sfoltire quantomeno tutte quelle ipotesi contravvenzionali che nella sostanza forse sono inutili dal punto di vista preventivo anche, perché poi se gli infortuni si verificano e sono così tanti, come diceva Raffaele Conte, vuol dire che dal punto di vista preventivo ovviamente qualcosa non funziona. E quindi se non funziona cerchiamo di aggiustarlo, ma come? Con sempre nuovi reati inutili? Io credo di no, perché questo porta solamente inefficienza, quindi servirebbe uno sfoltimento, ma serio, depenalizzazione radicale, direi, non solamente nel sistema sanzionatorio del diritto del lavoro, ma un po' in tutti i settori del diritto penale. E poi soprattutto ci vorrebbe una legislazione più orientata intorno ai principi generali sui quali molto insisto con gli studenti del secondo anno, perché se non c'è una conoscenza dei principi generali si creano delle norme scritte, passatemi il termine, ma veramente coi piedi, nel senso che sono scarsamente tassative, sono scarsamente selettive, sono probabilmente destinate all'incostituzionalità. Tutto parte da lì, dai principi fondamentali che bisogna sapere bene, che sono la bussola che deve orientare il nostro operare nell'ambito penalistico. Grazie Enrico. Ripasso la parola al dottor De Nicolo che voleva fare una chiosa proprio su questo. Sì, Prego. una chiosa per fare una citazione testuale dell'ottimo libro che stiamo commentando, che poi abbiamo divagato a fare di tante altre cose a margine. No, ma va bene così. Il libro contiene, secondo me, un'importante intuizione che io condivido assolutamente, e cioè sul discorso della depenalizzazione. L'autore dice non soltanto in materia di lavoro, ci sono tante altre materie in cui sarebbe una depenalizzazione e in cui ci si chiede perché continua ad essere reato una norma che è il reato di clandestinità. Ora, io più volte ho parlato, mi sono scagliato lancia in resta contro questo reato e la Lega, ovviamente del Friuli Venezia Giulia, compatta, mi ha urlato che sono un pazzo, eccetera. Bisognerebbe sapere però cosa vuol dire in concreto che quel comportamento sia reato. Io vorrei spendere non più di 120 secondi per spiegarvi cosa vuol dire. Ogni clandestino che entra in Italia commette perciò stesso questo reato. Quindi dobbiamo aprire tanti fascicoli, di media sono circa 7-8 mila all'anno, perché queste sono le persone, soltanto quelle che rintracciamo, perché poi quelli che sfuggono non li vediamo nemmeno, i numeri sono più alti, ma diciamo, faremo 7-8 mila fascicoli che noi apriamo, con la posta in gioco che è l'ammenda da 5 a 10 mila euro.
su persone che arrivano qui senza neanche lacrime per piangere e che gli ultimi euro li hanno spesi per l'ultimo dei traghettatori, esatto. o per l'ultimo che ha fatto passare il confine della Croazia alla Slovenia e della Slovenia al Friuli Venezia Giulia. Quindi sono totalmente inefficaci, ineffettive. E infatti nella gran parte delle volte il nostro ufficio chiede l'archiviazione approfittando di una norma sulla competenza del giudice di pace che parla di scarsa rilevanza del fatto che potrebbe compromettere le aspettative di vita della persona, e quindi ne archiviamo moltissimi. Quelli che magari non archiviamo perché sono persone più volte ritrovate nel territorio nazionale, che quindi dimostrano proprio che non vogliono regolarizzarsi, eccetera, hanno comportato problemi giuridici infiniti, perché poi al dibattimento non si trovano più e non serve neanche l'avvocato Conte o uno bravo come lui per scoprire che le notifiche fatte nei loro confronti sono tutte quante nulle, perché è gente che non ha nessuna dimora, non ha nessun luogo sicuro dove ispedire quella che chiamiamo la vocatio in ius, e quindi sono processi che si affidano sulle sabbie mobili. Ma se proprio poi per caso riusciamo a trovarlo per qualche ragione ai semafori, a lavare i vetri delle macchine, lo mandiamo a giudizio, 90 su 100 delle volte il giudice si impietosisce e trova un modo per assolverlo, e non so dare torto al giudice. In quei pochissimi casi in cui lo condanna, bisognerebbe poi eseguire la sentenza di condanna. Io nella mia attività di magistratura non ho visto mai una condanna a 5.000 euro di ammenda eseguita. Cioè, non dico che qualcuno la paghi, ma che qualcuno sia stato ritrovato dopo per pagarla. Allora, ha senso il penale? Ha senso? O dobbiamo pensare, come ci dice l'autore, l'avvocato Piccolo, il penale va riservato soltanto a fattispecie veramente serie? E tutto questo non è altro che produrre carta. Vuol dire soltanto, come diceva qualcuno prima di me, macinare acqua. Ecco, io spero che da questa giornata di lavori esca in tutti voi il convincimento che il penale non deve servire soltanto a macinare acqua. Grazie, anche perché abbiamo visto macinare acqua in una situazione di carenza di risorse che tutti hanno lamentato. Allora, abbiamo adesso due domande di due laureandi. Chiamo prima il laureando Raffaele Picconi, che ha una domanda, però vieni qua perché se no non viene nella registrazione. Una domanda per tutti, quindi chi vuole rispondere? Buongiorno. Io volevo chiedere se, appunto, considerando l'aumento dei flussi migratori e quindi dei soggetti stranieri all'interno del contesto lavorativo italiano, noi dobbiamo considerare l'articolo 603 bis come un'effettiva tutela a questi soggetti vulnerabili, o se c'è una necessità di un intervento normativo specifico o anche solo di un'integrazione dell'articolo 603 bis. Grazie. Grazie Raffaele. Passo prima a Gianluca. Eccoci, intanto è molto piacevole che arrivano domande dagli studenti, che vuol dire che sono interessati. Allora, 603 bis da parte dei migranti, tutela da parte dei migranti. Il 603 bis non è sicuramente adeguato, perché non è neanche per tutelare gli italiani, figuriamoci con gli immigranti che sono ancora più deboli, ancora più vulnerabili. Ma a mio avviso il problema sta a monte nel sistema penale processualistico. Mancano le denunce, come ci diceva prima il professor Amati. Mancano denunce perché i soggetti sfruttati hanno paura di denunciare, perché con la denuncia perdono il posto di lavoro. È un posto di lavoro che garantisce una miseria, ma sono soggetti disposti ad accettare l'altrimenti inaccettabile. Se sono in Italia in modo irregolare si autodenunciano, quindi perdono il posto di lavoro con la denuncia, devono sperare che il procedimento arrivi a dibattimento, devono costituirsi parte civile, e già passano anni e probabilmente tanti non sanno che ci sono questi diritti, e dopo costituito parte civile devono sperare nelle testimonianze dei colleghi, che tante volte sono nella piena omertà. Quindi è il sistema stesso processuale che fa sì che i deboli, i migranti, che sono ancora più deboli, non siano tutelati da questa fattispecie, non siano tutelati in ambito penale, perché richiede una prima attivazione processuale, uguale perdere il lavoro, perdere il sostentamento, misero, ma comunque qualcosa c'era, vuol dire tante volte autodenunciarsi, vuol dire andare da un avvocato
dire all'avvocato costituito di parte civile, ma passano già anni, e poi sperare nelle testimonianze dei colleghi che tante volte ritrattano, non ci sono, scappano, tornano all'estero. Quindi anche sotto questo profilo c'è molto da fare. Sì. Perché il tema C'è una migrante buona è notizia. delicato. In materia di stranieri esiste già un'altra norma, l'articolo 22, 12° comma della legge sull'immigrazione irregolare, che punisce il datore di lavoro che assume lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto senza che sia stato chiesto il rinnovo. E questa è una sanzione più modesta, ma più facile da provare, perché il datore di lavoro evidentemente è onerato dalla necessità di avere dei lavoratori che siano in regola, quindi deve avere nella sua documentazione il fatto che il lavoratore ha il permesso di soggiorno o se è scaduto che ha presentato tempestivamente domanda di rinnovo, altrimenti commette questa violazione. E questa non richiede nemmeno la collaborazione del lavoratore che prima giustamente l'avvocato Picco ci faceva presente per il reato di 603 bis. Attraverso questa norma perlomeno io vedo nell'applicazione pratica è molto più frequente rinvenirla, perché viene identificata la materialità dei fatti da un accertamento di qualsiasi tipo, che può essere fatto dalla polizia giudiziaria, può essere fatto da vari uffici, e non richiede appunto nessuna particolare cooperazione del lavoratore. Sanzione più bassa ma più efficace, appunto perché non esige l'apparato di probatorio che è necessario invece per giungere ad una condanna per il reato del 603 bis. Può passare il microfono al colonnello Cardia e poi lo ripassiamo da quest'altra parte, perché questo profilo lei già ne aveva anticipato in fondo. Poi il mio laureando sta facendo una tesi sotto questo aspetto e quindi è particolarmente interessato, ma è effettivamente rilevante perché tanti lavoratori sfruttati risultano essere stranieri, spesso irregolari, non sempre, ma spesso irregolari. Sì, no, le denunce che noi abbiamo registrato per il 603 bis, le ultime vengono da lavoratori stranieri. In un caso il paradosso è stato che questo bracciante era stato chiamato con il decreto flussi, all'arrivo in Italia non ha trovato l'azienda che lo aveva teoricamente chiamato, non ha quindi ricevuto il permesso di soggiorno ed ha poi lavorato presso un altro datore di lavoro che lo ha posto in condizioni di sfruttamento. Venuto a fare la denuncia per sfruttamento, aiutato appunto da queste cooperative sociali che si occupano di inserire i migranti, in attesa di capire se effettivamente era stato sfruttato, abbiamo dovuto denunciarlo per immigrazione clandestina, perché non abbiamo avuto alternativa. Pur spiegandogli qual era la conseguenza a cui andava avanti, ossia un processo che, come ha detto il dottor De Nicola, lascia il tempo che trova, però far capire a una persona ma come vengo a denunciare ed esco denunciato non è stato semplice, perché sì. in ogni caso il bracciante... Quindi ha ragione ad avere paura. Prima ha detto si mettono così. Noi per carità abbiamo offerto il caffè, ho offerto l'acqua, tutto quanto, però poi l'abbiamo fatto segnalato che non è una bella cosa per una persona che entra in una caserma con l'idea di denunciare e ne esce denunciato. Potrebbe comunque, ecco, come dicevo prima, il nuovo articolo 18 ter, quindi dare il permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento, essere risolutivo, e in un caso che abbiamo registrato direttamente lo è stato, perché questi due ragazzi senegalesi che hanno denunciato la situazione di sfruttamento avallata dalla Procura della Repubblica, che proprio stamattina ha ottenuto l'autorizzazione dal GIP a effettuare l'incidente probatorio, quindi un primo caso che si sta cominciando a concretizzare nella forma più piena, gli ha permesso di avere questo permesso ex articolo 18 ter, che adesso con un reinserimento e una rieducazione al lavoro gli potrà consentire di rimanere legittimamente nel territorio nazionale. Grazie. Sempre sulla stessa domanda chiedo l'opinione al dottor Guaglione e poi al collega Amati se vuole anche dire qualcosa su questo profilo rilevante. Sì, velocemente anch'io, diciamo, io sono perfettamente d'accordo con tutto quello che è stato detto, cioè la tutela del 603 bis è inadeguata, per quanto si possa prevedere sulla carta anche una aggravante, ma assolutamente non è adeguata a coprire lo straniero che possa avere questo tipo di timore. Enfatizzo l'importanza, è stata già accennata prima, ma la ribadisco, del ricorso all'OIM, cioè all'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, e quindi ai mediatori culturali. Nell'ispettorato del lavoro vi fa molto ricorso, ovviamente nei casi, non in questa regione, soprattutto dove vengono maggiormente accertati regioni del sud. Penso che sia difficile per gli ispettori anche intervistare queste persone. Assolutamente, quello infatti c'è un'assistenza. Perché a volte l'ispettore fa domande molto specifiche. C'è un'assistenza proprio nella traduzione, sono i traduttori anche, che ci assistono dalla fase preistruttoria fino al reinserimento successivo del lavoratore nel momento in cui si arriva appunto a
alla condanna quelle poche volte in cui vi si arriva. Enrico, No, io in realtà un altro grande tema questo, no? Dell'immigrazione. Sì, no, certo, no, ma concordo con tutto quello che è stato detto, solamente una piccola considerazione sulla eventuale residuale efficacia concreta del 603 bis. Concordo con tutto quello che si è detto sulla necessità di una eventuale riformulazione in termini maggiormente tassativi. Un settore forse nel quale qualche utilità può averla, però ci poniamo in un contesto ben diverso, cioè ci poniamo nel contesto di esercizio lecito di un'attività di impresa, e riguarda proprio la prevenzione sotto il profilo del decreto 231, cioè della responsabilità delle persone giuridiche, perché questa norma impone comunque certe cautele, certi controlli sotto il versante preventivo, e soprattutto è utile per evitare o l'applicazione di quelle misure di prevenzione che possono essere particolarmente invasive, a cui facevo riferimento prima. In effetti nel provvedimento del Tribunale di Milano si fa proprio riferimento alla necessità di implementare il modello organizzativo. Questo è efficace. Ovvio che ci poniamo in un contesto di esercizio di attività lecita, all'interno del quale ci possono essere, diciamo, delle condotte illecite, non nel contesto totalmente illecito che è quello del quale si è fin qui parlato, no? Soprattutto nell'utilizzo di immigrati clandestini e così via. Sotto questo profilo invece qualche efficacia probabilmente ce l'ha, e quindi ecco, unitamente poi all'efficacia preventiva dei modelli organizzativi torna utile anche tutto quel meccanismo di segnalazione anonime del whistleblowing che consente effettivamente di far emergere con la garanzia dell'anonimato certe, diciamo, comportamenti lesivi della dignità. Però ci poniamo in quel contesto lì, cioè l'esercizio di un'attività di impresa lecita all'interno della quale c'è un comportamento illecito. Grazie. Un'altra domanda di un'altra laureanda, Sofia Tell, vieni. Grazie. Girati, Sofia, vieni qua, no, vieni qua davanti e girati che ti deve vedere anche la telecamera. Ecco sì, allora io avevo una domanda relativa alle tecniche di diciamo, controllo dal punto di vista del lavoro nero, più che altro nel settore del lavoro domestico, perché pare che diciamo, sia un fenomeno abbastanza ignorato sotto l'aspetto proprio del controllo. E oltretutto noto che comunque anche con riguardo al fenomeno del cosiddetto caporalato digitale ci sia poca attenzione ancora alla questione dei riders. Quindi mi domando che cosa si stia effettivamente facendo da questo punto di vista e quali sono appunto le prospettive in questo tema. Approfitto per fare anche un'altra domanda, più che altro penso per il dottor Guaglione, però ovviamente è estesa a tutti voi, sul controllo da parte degli ispettori. Prima lei ha detto che tendenzialmente è più ambito da parte delle persone fare il concorso al Sud Italia piuttosto che al Nord Italia. Nonostante comunque si vedano fenomeni di lavoro nero, caporalato e insomma tutta la vasta gamma di problematiche di questo genere, e anche al Nord ultimamente, comunque immagino che ci siano più controlli soprattutto al Sud Italia. Ma per quale motivo, se ci sono più controlli, i fenomeni di questo genere, quindi lavoro nero, caporalato, continuano a essere così persistenti? Grazie. Grazie Sofia. Allora Gianluca, intanto se vuoi iniziare. Allora, sulla prima domanda, discorso del lavoro nero in ambito domestico, cofe badanti. Sappiamo che nell'ambito del cofe badanti il lavoro irregolare tocca punte del 60% circa, quando in altri settori siamo attorno al 12-13%. Nonostante questo, ed è una delle critiche che faccio alla norma della maxi sanzione, il legislatore lascia scoperto le famiglie, perché con la maxi sanzione, che è una sanzione molto incisiva, tant'è che si dice maxi, si va a colpire l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato senza comunicazione preventiva, ma non in ambito domestico. Cioè non si vuole andare a gravare le famiglie, i datori di lavoro familiari, di questa sanzione. E ovviamente quindi questo blocca, ovviamente crea difficoltà nel combattere questo fenomeno.
A mio avviso, invece di creare questa nicchia, era meglio magari fare una sanzione più leggera, ma una sanzione doveva esserci, anche perché nell'ambito domestico c'è tanto, come ho detto, lavoro nero, dovuto anche al fatto che è frutto non spesso di un'imposizione arbitraria da parte della famiglia, ma piuttosto di un accordo connivente, che esce solo quando il rapporto finisce. Se vediamo le denunce per lavoro sommerso, magari mi potrà confermare o con Cardia o il dottor Guaglione, a mio avviso sono in maniera preponderante solo a fine rapporto di lavoro. Sul discorso invece del caporalato digitale e del 603 bis, in merito, allora il 603 bis è una norma che è stata estesa a tutti i settori, ma quando è stata scritta, soprattutto quando è stata riformulata con la legge 199 del 2016, è stata pensata solo all'ambito agricolo. Fa fatica nel suo terreno di elezione, figuriamoci in altri settori in continua evoluzione, che il legislatore non riesce a intercettare. Si dice che infatti il mondo digitale sia un acceleratore di lavoro irregolare. Ma abbiamo visto anche nel corso degli anni che lo stesso caporalato in ambito digitale si è evoluto. Prima avevamo il caporalato dei riders, ossia riders pagati a 3 euro a corsa, lordi, a prescindere che lavorassero di giorno, di notte e quant'altro. Se non accettavano venivano bloccati nella piattaforma. Nelle ultime invece, e quindi si impediva loro di lavorare, nelle ultime indagini vediamo che c'è il caporalato degli account, ossia io con un buon account lo cedo a un soggetto che è disposto a lavorare accettando l'inaccettabile, però mi deve lasciare una fetta del ricavato 30%, 40%, 50%, ma parliamo di un ricavato di 3, 4, 5 euro a corsa. Quindi il legislatore è molto indietro, sì, nell'articolo 603 bis, ancora di più nel cercare di applicarlo, di ritagliarlo per questo fenomeno in continua evoluzione del caporalato digitale. Grazie Gianluca. Caporalato digitale e lavoro nero di colf e badanti. Il vostro punto di vista, sempre in maniera veloce. Il caporalato digitale è sicuramente la nuova frontiera dello sfruttamento. Noi siamo riusciti a fare qualche attività nei confronti dei ciclofattorini, ma non ai livelli che ha seguito la Procura di Milano nei confronti delle grandi piattaforme. Per quanto riguarda invece il lavoro domestico, le risorse che bisognerebbe mettere in campo per riuscire a trovare un caso sono eccessive, quindi in realtà il gioco non vale la candela. Lo dico schiettamente. Molto chiaro. L'unico caso in cui siamo stati abili, tra virgolette, nel contestare questo rapporto di lavoro domestico è stato su segnalazione dei parenti dell'assistito. Che Una hanno vendetta familiare. Una vendetta familiare, esattamente. È arrivato tanto disposto con fotografie, segnalazioni, orari, spostamenti della signora che ci ha praticamente dato il pacchetto completo che abbiamo solamente dovuto cristallizzare. Ma per il resto, impiegare 2 finanzieri al giorno per vedere gli orari che la signora fa per una sanzione di quel tipo non vale la pena. Preferisco su strada fare l'1 o 2 lavoratori al nero un giorno sui traffici commerciali che normalmente monitoriamo. Dottor De Nicolo, su questi temi? Ma direi, abitando da molti anni a Trieste, Trieste è da sempre stata, essendo sul confine, la città ideale per colf e badanti che venivano dal mattino da Capodistria o da quelle parti lì e poi ritornavano nel pomeriggio a casa loro. Quindi è un settore in cui evidentemente le irregolarità sono tantissime. Sì, qui chiaramente la procura non ci arriva perché non sono considerati ipotesi di reato. I soli reati che si potrebbero ipotizzare in questi casi, qui in qualche modo mi collego alla domanda della laureanda, è che anche in materia di lavoro in una struttura endofamiliare è ipotizzabile il reato di maltrattamenti in famiglia 502 CP e qualche volta è capitato che io non ricordo se è stato un
un'esperienza concreta del mio ufficio, ma mi sono capitate delle sentenze in cui è stata ritenuta la responsabilità per maltrattamenti in famiglia ai danni della persona che prestava collaborazione. A volte purtroppo succede che magari la persona assistita non ci sta più con la testa, è persona certo. con grandi deficit e che quindi può effettivamente avere una condotta maltrattante. Ecco, in questi casi la giurisprudenza assicura che se siamo all'interno del perimetro della fattispecie ex 572 CP nell'ambito dei comportamenti ivi descritti, anche un rapporto parafamiliare come quello del lavoratore familiare può rientrarci, quindi non occorre che sia un familiare in senso stretto, che sia la moglie maltrattata dal marito o il padre maltrattato dal figlio, anche la badante o la colf maltrattata da uno della famiglia ci sta ed è possibile che sia punito. Nel resto, non essendo previste sanzioni penali, non ho esperienze concrete da condividere. Grazie. Allora chiedo al dottor Guaglione e poi chiederò di concludere al collega Amati. Al dottor Guaglione era interessante la prospettiva posta da Sofia Tell, e cioè perché gli ispettori poi alla fine sono più al sud rispetto al nord ci sono le scoperture, ma al sud dovrebbero essere di più, però il fenomeno è più numeroso. Allora, domanda da $1 milione. Sì, infatti. A me viene da rispondere con due accenni. Allora, il primo è che purtroppo a volte, che poi sono empirici, almeno questo, a volte al lavoratore conviene o pensa che gli convenga, è convinto gli convenga, e questo, tant'è che giù, diciamo, per chi viene da me è quasi un aneddoto, diciamo, così come c'è il discorso della cono senza fattura. Similmente si ragiona anche in termini diciamo, di rapporto di lavoro, diciamo, in bianco, cioè in chiaro anziché in nero. C'è un discorso anche di diversi emolumenti, e collego a questo un altro aspetto. Praticamente sempre, molto spesso, il lavoratore in nero è un lavoratore che non ha, e questo è un tema che non abbiamo spazio, ovviamente sconfinato, ma non abbiamo spazio se non per minimamente accennare, è un lavoratore completamente scoperto dal punto di vista della sicurezza. È un lavoratore e non ha, ecco perché poi c'è un errato mi conviene, un lavoratore che non ha la cultura della sicurezza. Quindi questi sono fenomeni che si vincono con la cultura, con la sensibilizzazione. Prima è stato accennato, dalle scuole, bisogna iniziare da lì per far capire al lavoratore che anche se è convinto che magari un rapporto a nero gli possa, diciamo così, garantire qualche soldino immediato nel portafoglio, ha tutta una serie di ripercussioni, e non mi riferisco soltanto alle tutele previdenziali, ma anche al rischio che corre egli stesso, perché nel momento in cui è a nero non ha seguito tutti gli iter previsti dall'81 dal testo unico sulla sicurezza. Grazie. Enrico. Sì, no, solamente una nota con riguardo all'intermediazione illecita a caporalato. Poi ci sono anche, si è fatto riferimento ad altre ipotesi criminose, ci sono anche quelle ipotesi di intermediazione illecita ma prive dei connotati di sfruttamento, che comunque possono dar luogo a delle ipotesi criminose. Penso all'interposizione fittizia, no? L'appalto non genuino a consorzi, cooperative che somministrano forza lavoro e che qui rientriamo in un settore diverso, che può essere quello dei reati tributari, come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Abbiamo forme, diciamo, di tutela diverse. Per il resto non voglio togliere le conclusioni della professoressa Filì, però noto con piacere una uniformità di vedute tra tutti, sia chi si occupa di diritto penale dal punto di vista teorico, tra avvocati, magistrati, ispettorato del lavoro, guardia di finanza. Quindi questo credo che sia comunque positivo, se non altro per condividere un'impostazione di fondo, che è quella di cui abbiamo discusso questa mattina, sia dal punto di vista prettamente operativo e investigativo, sia anche sotto il profilo della tecnica normativa e dell'esigenza di migliorare questo settore normativo anche attraverso ricorso a strumenti diversi al diritto penale. Su questo credo che siamo tutti d'accordo, mi è parso di capire. Sì, grazie Enrico. E certamente anche quello che è emerso in maniera importante è il fatto che le riforme si fanno troppo spesso a costo zero e che ci vuole un investimento in risorse strumentali e risorse umane fondamentale per far funzionare poi effettivamente queste strategie, queste tecniche e dare loro effettività, efficacia.
Chiudiamo questa tavola rotonda, adesso passerò la parola alla Presidente dell'Osservatorio proprio per far capire come questo lavoro è stato, e questa giornata è stata pensata insieme, insieme si chiude. Voglio soltanto ricordare che il volume di Gianluca Picco, di cui oggi abbiamo parlato, ma che è stato il pretesto per fare una conversazione tra esperti su tematiche così importanti, è un volume open access, cioè liberamente scaricabile, quindi non abbiamo fatto la pubblicità di un volume perché nessuno ci guadagna, perché il volume è stato pagato, finanziato con il progetto Livable di cui vi ho detto prima e quindi è liberamente scaricabile, come vuole ormai il Ministero dell'Università. Quando ci sono fondi pubblici le pubblicazioni devono essere disponibili, è proprio quello che viene chiamato l'accesso aperto, in modo da consentire la fruibilità delle ricerche scientifiche da parte di tutti. E allora, ringraziando tutti voi, io adesso passo la parola all'avvocata Barbara Clama per 2 parole di chiusura. Grazie. Sicuramente è doveroso innanzitutto ringraziare tutti i relatori che ci hanno intrattenuto oggi con delle riflessioni molto importanti, molto profonde. Sicuramente abbiamo capito che possiamo parlare di una maggiore efficacia e effettività della sanzione amministrativa rispetto a quella penale. Però la considerazione che io faccio è: se nonostante tutti gli sforzi che vengono messi in campo e nonostante l'incisività della sanzione amministrativa, i casi di lavoro irregolare continuano ad aumentare, come anche il colonnello Cardia ha evidenziato, allora significa che abbiamo un problema culturale. Perché se il datore di lavoro preferisce accettare il rischio di pagare una sanzione anche pesante piuttosto che utilizzare regolarmente, impiegare regolarmente i suoi dipendenti, significa che abbiamo un problema culturale. E quindi noi possiamo aumentare le sanzioni amministrative, possiamo pensare a ridefinire anche la norma del 603 bis del codice penale, specificando meglio gli indici di sfruttamento e di stato di bisogno, ma il problema culturale rimane. E allora, se è un problema culturale, la rivoluzione deve essere una rivoluzione culturale che deve partire dal basso, cioè deve partire da voi studenti, da voi che sarete le colonne portanti della nostra futura società. È solo così che possiamo veramente pensare di contrastare e di sconfiggere questo tipo di problematiche e questi reati così gravi. Pensiamo anche che quando un datore di lavoro sfrutta irregolarmente un lavoratore, non danneggia soltanto il lavoratore, che è sicuramente la prima vittima dello sfruttamento, ma danneggia tutta la società, danneggia quei datori di lavoro che agiscono nella legalità e che investono ingenti sostanze proprio per garantire una giusta remunerazione, le giuste tutele ai suoi dipendenti, investendo anche sulla sicurezza. E solo quindi partendo dalla diffusione di questo concetto per cui chi lavora, sfrutta il lavoro irregolare, non danneggia soltanto il lavoratore, ma danneggia gli altri imprenditori che si vedono costretti ad agire sul mercato in condizioni che non sono più concorrenziali rispetto a chi può risparmiare sulla manodopera o sulla sicurezza. Le vittime sono anche poi tutte le famiglie che ruotano intorno ai lavoratori, alle imprese che sfruttano i lavoratori in maniera irregolare, e addirittura i lavoratori che operano in aziende che seguono la legalità e che a volte rischiano di vedersi licenziare perché l'azienda non ce la fa a portare a sostenere i costi, perché per il mercato non è più appetibile. E quindi per questo è importante parlare oggi di questi argomenti con voi studenti, perché è importante che la rivoluzione parta da voi. Quindi vi ringrazio e ringrazio tutti i relatori e ripasso la parola bene, allora grazie a tutti, arrivederci. Grazie di nuovo, buona giornata a tutti.